Allora, ieri abbiamo sentito che finalmente sembra che ci sia questa pace, sembra, poi vedremo cosa succederà perché ogni minuto cambia il volto della storia delle guerre, però io penso che dobbiamo dare un supporto a tutte quelle mamme, a quelle famiglie che hanno perso i loro figli, che li stanno perdendo. E con questo libro che rappresenta il viaggio di questa mamma Teresa che sto ormai concludendo, che da sola, lo dico per quelli che non hanno seguito, che non sanno, è partita per un lungo viaggio, non si era mai spostata dal paese, non sapeva lingue. Dei 6 figli andati in guerra, 5 sono tornati e 1 non è tornato a Jadace. E lei parte perché vuole riportare a casa o il figlio o le spoglie del figlio. E ci riesce, nonostante il marito e gli altri figli fossero contrari a questo viaggio senza fine di questa donna. Invece l'amore di questa mamma è più grande di tutto quello che poteva sentire e anche rinunciare. E parte e riesce a portare a casa, come avete sentito dalla lettura di questo libro, le spoglie dell'adorato figlio a Jadace. Allora, siamo arrivati al glossario, prima di presentare gli ospiti, leggiamo anche la fine di questo bellissimo libro. IMI, Internati Militari Italiani, è il nome attribuito alle autorità tedesche ai soldati italiani catturati e deportati nel territorio del Terzo Reich dopo la proclamazione dell'armistizio dell'Italia l'8 settembre 1943. Soldati e ufficiali vennero posti davanti alla scelta di continuare a combattere per l'esercito tedesco o, in caso contrario, essere inviati nei campi di detenzione. Solo il 10% accettò l'arruolamento, gli altri vennero considerati internati militari, anziché prigionieri, per non riconoscere loro le garanzie previste dalla Convenzione di Ginevra del 1929. Nessun controllo umanitario come cibo sufficiente, medicine o cure mediche. Questo permise di sfruttare i soldati come lavoratori forzati fino alla morte. Questa è storia che si deve sapere, poi ognuno fa le proprie riflessioni, ma è giusto capire chi erano questi internati militari italiani. Detto questo, che questo è un libro che non ha fine, perché racconta poi la fine grazie a questa nipote Silvia Pascale, che è una docente che mi ha portato questo libro, che ha scritto questo libro, trovando tutta la storia nei diari e nelle lettere che è riuscita a rintracciare. Però adesso presento gli ospiti. Abbiamo in presenza Massimiliano Rizzello, Presidente Consiglio Comunale di San Donà, che si presenterà, Fratelli d'Italia, vero? Lo diciamo Buongiorno. Così. Buongiorno Rizzello. Buongiorno. Saluto e ringrazio anche Renzo Cenedese, Presidente VIP Treviso, questa associazione che non finirò mai di ringraziare, Presidente. Anche domenica mi ha dato una grossa mano nell'accogliere questa meravigliosa creatura, questa bambina che sta diventando adesso una ragazzina che soffre di nevo melanocitico gigante, perciò da quando è nata ha già fatto più di 30 operazioni, guardate, no terribili di più, però con una voglia di vivere. Renzo l'ha vista. L'abbiamo vista, sì. E penso che è difficile farla sorridere, però sì, noi ci siamo riusciti, certo. Vero Renzo? E certo, la mamma ci ha molto ringraziato. Abbiamo consegnato uno dei vostri assegni anche a lei, perché hanno bisogno di creare anche la loro vita privata. Lei adora gli animali, ad esempio, a lei piace andare a cavallo e veramente i momenti che può gioire, può essere felice come tutti i bambini, adesso ragazzina, sono veramente pochi, tantissime volte all'ospedale. Per fortuna adesso le operazioni non saranno più a Roma, purtroppo, e dico finalmente, però da un'altra parte, ma saranno a Vicenza, perché finalmente questo chirurgo è arrivato anche a Vicenza, perciò non sarà più il Bambino Gesù di Roma, ma a Vicenza, anche per la famiglia, un passo importante. Allora andiamo a vedere il servizio e poi ne parliamo. Quello dell'assegno e del Gnogna Room. La grande famiglia media nord-est ti dà questo assegno, è tutto per te.
te l'avevo promesso, abbiamo mantenuto la promessa. Tu devi andare a cavallo, devi iscriverti dove vuoi. Ecco che arriva il sorriso, lo sapevo io, che alla Giada arrivava il sorriso, perché lei ama i cavalli, poi vero Giada, tantissimo. E perciò questo segno è tutto per te e potrai veramente iscriverti dove vuoi e fare quello che vuoi. Cosa ti piace dei cavalli? E mi piace cavalcarli e anche accarezzarli, che è bello, cioè è divertente, è un passatempo. Sono dei begli animali? Sì. E non ti fanno paura? E dato che hai gli stessi capelli di questa bambola, te la vogliamo donare. Il dono viene dal cuore e sappiamo che Giada ha attraversato un periodo un po' difficile e quindi vogliamo fare i nostri auguri a Giada che insomma vada a cavallo il più possibile. Grazie perché trovate sempre il modo per far sorridere Giada e questa per me è la cosa più importante. Grazie di tutto. Grazie Mirella, grazie. Grazie a voi. Sei contenta amore? Mi dai un bacio? Ciao. Allora, io veramente quando incontro queste creature, non abbiamo solo questa, perché voi siete la famiglia, no? Siete l'altra famiglia, ne abbiamo tante purtroppo, che poi voi vedete tutti i giorni con le loro storie, i loro drammi. Qualcuno mi dice, ma perché le fai vedere? Perché bisogna farle vedere, bisogna capire cosa c'è dietro l'altra faccia della medaglia, se c'è umanità, se c'è gentilezza, se c'è accoglienza, ma se c'è il supporto per queste famiglie. Quanti anni è che io chiedo veramente l'umanità, il rispetto, ma soprattutto capire che queste famiglie non sono sole, che hanno qualcuno. Guardate che non è mica così scontato. E chi è che aiuta? Diciamo la verità, fortemente subito, il mondo del volontariato. Tu alzi il telefono e il mondo del volontariato arriva. Di cosa hai bisogno? Del trasporto? Eccoci qua. Hai bisogno dell'ascolto? Eccoci qua. Hai bisogno di sorridere? Tanto per cambiare cenedese, eccoci qua. Abbiamo bisogno dell'amministratore? È qua. È mica così scontato che questa porta si apre. Intanto io ringrazio Renzo Cenedese, presidente VIP, per questa giornata che abbiamo regalato alla piccola Giada, anche se adesso è una ragazzina, lei è molto più grande della sua età, perché la sofferenza fin da piccoli fa crescere queste creature molto più in fretta di quello che pensiamo. Ecco, io racconto spesso quando lei va in sala operatoria, quando era anche molto piccola, diceva al chirurgo: guarda, non sbagliare braccio perché io con questo braccio devo dipingere. Ecco, appena si sentiva un po' bene era già in piedi, proprio un'energia incredibile. Forse i bambini da piccoli non si rendono conto neppure della gravità delle malattie che delle volte hanno, perché la vivono in maniera diversa. Renzo Cenedese, cosa mi dici, ecco, di questa giornata, di questo che avete fatto? Poi vedremo anche altre immagini, ecco, tante giornate dedicate per fare inclusione, per riunire la comunità, ma sorridendo, ecco, divertendosi. Prego. È stata una giornata stupenda, al di là del tempo, ma è stata stupenda perché la comunità ha risposto molto bene. Abbiamo avuto molte iscrizioni e tanti sorrisi. E poi l'incontro con Giada è stata, diciamo, la ciliegina sulla torta di quel giorno, e ti ringrazio per questo, perché abbiamo fatto vedere in qualche modo come il volontariato può aiutare anche situazioni difficili. Ecco. E, hai detto giusto, era difficile farla sorridere. Si vedeva proprio anche quando è arrivata che stava cercando di capire cosa stava succedendo, perché è stata una sorpresa, credo, che tu abbia fatto. Non sapeva niente. Esatto. Poi quando ha visto che tutti sti colori, tutte ste bolle, al di là dell'assegno, perché poi certo, ovviamente, allora siamo riusciti a strapparle quel piccolo sorriso, e quella è proprio stata la ciliegina sulla torta, perché fa sorridere una bambina che ha subito 30 operazioni, come hai detto, e ha passato la maggior parte della sua vita in ospedale. Non è scontato, non è facile, e non basta solo un naso rosso.
E quindi io devo dire che quella giornata, grazie alle persone, grazie ai clown, alla mia associazione, che ringraziamo tutti, veramente. tutti, e non solo della mia associazione, perché c'erano altri clown di altre VIP, quel giorno li abbiamo invitati e ci hanno dato una mano soprattutto per accompagnare le strutture disabili che noi abbiamo invitato quel giorno. Ecco, voglio dire un grazie a Treviso, a tutta la comunità che ci sostiene, e ogni anno vediamo crescere in numero, in sorrisi, in allegria e in tutto. E soprattutto grazie anche a te, insomma. Posso dire, Renzo Cenedesi, che invece siamo noi che dobbiamo ringraziare voi, ma veramente tanto, perché siete quel qualcosa in più che manca in questo momento, che è il sorriso, che è riuscire a staccare la spina, magari per un po' di ore, che è riuscire a capire che non sei solo, che c'è una comunità, eravate in tantissimi, ecco, io vi ho visto sfilare. 100 più o meno. Ecco, e vedere tutte queste persone in fila che si muovevano per l'unico obiettivo di cercare di esserci, di esistere e di sorridere, perché questa era la giornata, il sorriso è stata una cosa veramente bellissima. Il colore che manca nelle famiglie, il colore che veramente quando è messo assieme fa capire quanto belli siamo, messi tutti assieme, ognuno col proprio colore. Presidente Rizzello, cosa dici? Intanto la ringrazio di essere qui, soprattutto anche come rappresentante del comune di San Donà di Piave, anzi saluto anche il sindaco Teso che ho avuto ospite diverse volte, ma soprattutto capire che bisogna... Siete voi nel territorio, siete l'unica porta aperta che abbiamo, non ne abbiamo altre. La regione adesso sta cercando di capire come muoversi, province non sappiamo ancora che fine faranno, ci sono ancora i dirigenti, ma guardatemi e non toccatemi ancora per il momento. E noi invece abbiamo bisogno delle risposte. Dove le troviamo? Quando andiamo dal comune, troviamo il sindaco per la strada, il presidente del consiglio comunale, abbiamo il coraggio di fermarvi perché sappiamo che fate parte della nostra famiglia, siete voi. Ecco, come vede la situazione, presidente Rizzello? Allora, intanto buongiorno a tutti. Ringrazio anch'io l'associazione VIP perché strappare un sorriso a chi non sta tanto bene, a chi se la passa peggio di noi, ma non solo quello lì, anche chi sta bene, strappare un sorriso comunque è molto difficile, quindi quello che fate è importante e continuate a farlo e questo vi ringrazio. Anche a San Donà abbiamo un gruppo molto forte e so che collaboriamo, abbiamo fatto qualche manifestazione, quando c'è il periodo delle fiere hanno il loro gazebo e possono fare la loro pubblicità, è giusto perché dovete farvi conoscere, siete già conosciuti, ma più vi conoscete e fate conoscere il vostro lavoro, meglio è. Le associazioni di volontariato oggi sono fondamentali. Un comune, ma penso che l'Italia, per non dire il comune, penso che l'Italia viva proprio sul volontariato. Qualsiasi cosa si vede, io abbiamo appena finito, faccio parte anche dell'associazione AIL, e abbiamo fatto le uova di Pasqua, abbiamo fatto tante manifestazioni assieme e loro sono presenti e grazie a loro poi si riesce a fare altre attività. Dico AIL, ma può essere qualsiasi altra associazione perché sono presenti nel territorio. L'amministrazione cosa può fare? L'amministrazione può fare tanto e in un certo senso può fare anche poco. I fondi che gli amministratori oggi hanno a disposizione non sono illimitati purtroppo, magari fossero illimitati avremmo risolto i problemi veramente del mondo, ma purtroppo non è così. Però quello che noi dobbiamo fare come amministratori è essere presenti e ascoltare le persone e cercare di dare delle risposte, che non è sempre facile dare delle risposte. Io dico tante volte, sono col sindaco Teso, ci troviamo spesso e volentieri, noi ci sentiamo al mattino alle 7, la prima telefonata ce la facciamo assieme proprio perché è il momento in cui si riesce anche a parlare, perché poi quando entri nell'arco della giornata entri in un mondo che non finisce più e da lì si riesce anche a capire come riuscire a muoversi tante volte nell'arco della giornata. Più qualche volta mi è capitato di essere in comune e vedere delle persone lì sedute in attesa e chiedo, buongiorno, cosa serve? Avrei bisogno di, ma con chi ha appuntamento? Ma perché sono venuto qua 40 volte, gli uffici, e allora da lì si capisce poi,
c'è anche filtrare un pochettino, Certo, perché purtroppo sono sicura. bisogna cercare di filtrare anche Certo. quelle che sono le vere necessità. E quando però si riesce a prendere la vera necessità e si riesce a accompagnarlo a risolvere quel suo problema, per me è un obiettivo, Vai a casa sollevato. è una soddisfazione enorme. E mi dispiace anche quando però purtroppo non riesco a risolvere quel problema, Non è magari facile. anche non completamente, però purtroppo, ripeto, anche noi siamo molto limitati. Adesso abbiamo un bel dialogo, c'avevamo anche prima, ma chiaramente anche con la regione, con la nuova giunta sicuramente abbiamo un buon dialogo, quindi col governo abbiamo un buon dialogo e quindi insomma piano piano insomma, cerchiamo di risolvere. Stiamo lavorando molto anche con i servizi sociali, il nostro comune ha un buon servizi sociali. Stiamo cercando anche di creare adesso delle attività per portare anche i giovani Sì, all'interno. Abbiamo anche i ragazzi di prossimità che girano insieme con i servizi sociali e vanno a trovare nei parchi, parlano con i ragazzi, anche perché quello è un altro problema che poi ti può portare ad altri problemi. Non è facile. Adesso c'è questa parola che sentiamo tutti i giorni, ATS, gli ambiti territoriali sociali. Ho tutti i sindaci con le mani nei capelli, a parte uno o due che ho avuto, ma... Però diciamo che l'inizio, come tutte le cose nuove, l'inizio è burrascoso, però se lavoriamo in una linea comune potrebbero avere un buon impatto su chi ha bisogno. Sa quello che preoccupa, Presidente Rizzello? Che non diventino dei carrozzoni che non servono a niente, perché purtroppo noi sono anni, almeno lo dicono Certo. i sindaci, Sì. che sentiamo, ecco, che cambiano sempre questi nomi, ma alla fine di concreto cambiamento non ne vediamo. Abbiamo il terrore che diventano dei carrozzoni. Perché questo? Perché le sensazioni che proviamo nel mondo del volontariato, sentendo i sindaci che sono loro, che solo quando vengono qua, Mirella per carità, quasi tutti, vuol dire che c'è qualcosa che non ingrana. Certo. Allora già il mondo del volontariato è preso con le bombe, perché dobbiamo pagare per fare i volontari, Rizzello, questa è la verità, dopo tutto quello che abbiamo fatto. La riforma Anche del terzo mi sembra settore che anche l'ultima riforma abbia ancora dato più oneri ai presidenti, più veramente problemi enormi di responsabilità. Mi sembra che ci sia qualcosa che non torna. Ma come fai a colpire il mondo del volontariato, che è quello che ha tenuto in piedi il paese anche durante la pandemia? Certo. Perché eravamo noi aperti, eravamo noi che andavamo nelle case ad aiutare le persone, a portare la spesa, le medicine, a vedere se c'era qualche problema e poi riferivamo. Guarda, io lo dico sinceramente, io politici in giro non ne vedevo mica, Eravamo noi che andavamo e poi ci ritroviamo in queste situazioni. Allora c'è qualcosa che ci sfugge, tanto è vero, io sono veramente demoralizzata perché in molti hanno lasciato, non lo dice nessuno, ma guardate che tante associazioni hanno lasciato perché i costi hanno troppo elevati, questi stage. Ho capito che c'è l'associazione che deve fare formazione, ecco, tipo la Croce Rossa, loro. Ma che è quello che dà a borsa di spesa che andrà a fare stage, Rizzello, diciamoci la verità, i controlli che abbiamo, guardate a caso che ve lo dice la Mirella, da mettersi le mani nei capelli, nome, cognome, età, maschile, femminile, italiano, straniero, quanto pesi, quanto... Dai, ogni anno vuol dire che c'è qualcosa, ma siccome non siamo scemi, Rizzello, e ragioniamo, diciamo qui c'è un sistema che è bloccato. Allora, siccome non riescono a trovare lo sblocco, continuano a dirci mandate cose che abbiamo già mandato e basta schiacciare un bottone e sanno tutto. Allora la gente a casa, specialmente il volontariato, quello vero, sto parlando perché quasi tutti hanno sopra i 50 anni, Sì. Guardate che sotto i 50 sono pochi e giustamente questi che hanno dato, anche nonostante malattie, anche non buona salute, problemi a casa, che lasciano del tempo per aiutare gli altri, vanno supportati. Rizzello, qui la politica deve veramente rendersi conto che queste figure sono ancora quelli che sostengono il paese, perché se perdiamo anche questi, i giovani ancora non li abbiamo. Guardate che i sindaci sono presi male, o sbaglio, Rizzello? No, perfettamente ragione. Come dicevo prima, i comuni possono arrivare fino a un certo punto, però se
alcune norme arrivano non neanche dall'Italia, ma arrivano dall'Europa, perché certe riforme partono dall'Europa. Perché io penso... Sì, ma l'Europa, scusa, ci siamo anche noi, Certo, però. certo, perché certo. sembra che in Europa No, c'è qualcuno assolutamente. firma dei nostri. Assolutamente, assolutamente sì. E infatti è lì che bisogna, cioè bisogna partire da lì. Perché poi a caduta arriva giù. Cioè, se una cosa non va bene si dice non firmo e si spiega perché non firmo. Io posso garantire che almeno come gruppo di Fratelli d'Italia in Europa, che spesso e volentieri mi interfaccio, hanno bloccato e non hanno firmato tante di quelle cose che era a sfavore di queste cose qui, che veramente tante. Sarebbe bello anche saperle, perché se non ce lo dice lei, noi queste cose non le sappiamo. Sta lavorando, però purtroppo viviamo in un mondo ormai globalizzato, europizzato, chiamiamolo come vogliamo, ma la situazione è veramente molto ma molto difficile. Cioè si sta calando, invece di allargare, di sciogliere un pochettino quello che è la burocrazia per far lavorare tutti meglio, ma i stessi comuni, cioè i comuni oggi hanno di quella burocrazia che per muoversi, cioè se io domani mattina volessi fare uno spettacolo a favore dei VIP Clown in centro a San Donato di Piave, devo fare piani di sicurezza, devo fare questo, ma perché mi viene obbligato, cioè il comune, il proprietario del suolo... Non posso fare diversamente. Non posso fare diversamente, quindi una manifestazione che magari potrei dare contributo di 2.000 euro ai VIP per fare la festa, devo mettere 5.000 euro per fare il suolo pubblico, per fare questo, ma non è che è l'amministrazione, è che noi siamo obbligati a far rispettare le leggi e quando sei un amministratore la legge purtroppo, anche se non ti piace, devi applicarla. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Intanto devo dire a Giada, cara Giada, cara Giada, non ti abbiamo fatto un regalo noi. Il regalo ce l'hai fatto te, a vederti che stai bene, che stai meglio, e se ti vuoi fare un regalo completo, la prossima volta fanne un cavallo che ti allega questo cavallo, ringrazio Senedese per quello che fa e ti dà un nome, ti dà un cognome importante, perché c'è a Murano c'è una fabbrica che porta il tuo nome, va bene, ed è brava gente. Comunque quello che si veniva a parlare, la politica non mi interessa, ma la gente normale cosa che fa per la povera gente. Questo deve dare conto ai politici, perché non stiamo guardando i partiti che dire a volte di tutti i compagni. Tipo, voi altri sindaci, i schiavi praticamente, se qui che veniva in mano tutto. Però i politici importanti, che sia a Bruxelles, che sia in Parlamento, cosa fai? Per i soldi per me, stiamo perdendo il problema qua. Parliamo solo che di gara. E a gara sta bene, va bene. Cara gara, che avremo tutto il ben possibile. E ti sentite giovane, ti dà il mondo in mano. Date da fare, che non c'è da dirtelo, ti si sgaia, ti si una brava putea, e che chissà che tutti i tuoi problemi te vanno via. E che ti riesci a risolvere la vita come che ti piace a te e come che ti vuoi te. Cara Giada, ora che ti dà tanta gente vedete veneta che non ti ne conosci ma ti volevo bene. Fammi un regalo e sta bene. Tanti auguri per la tua salute e ciao Mirella, buona domenica. Grazie Rinaldo, vedete quello che voi non vedete ma io vi racconto perché la mamma Alessandra, a piacere, l'aveva anche spiegato ma non l'abbiamo fatto vedere però e sentire, però Mirella ve lo dice. Pensate che la piccola Giada, vedete che ha quella felpa molto larga. Ecco, sotto quella felpa ci sono due espansori grandi così, messi sotto la pelle, in maniera che la pelle si dilati, poi fa delle iniezioni pazzesche con degli aghi anche molto pesanti, vedo che Renzo sa di cosa sto parlando, perché dopo questa pelle viene tolta e viene rimessa. Sono dolorosissime. Questa ragazzina, sapete l'unico lamento che fa? Fa stop. E dice alla mamma, guarda mamma che forse è ora che andiamo all'ospedale, sai, che lei sente il suo corpo che ha bisogno di un aiuto. Io vi dico queste cose
perché voi dovete capire l'importanza anche della scienza e della ricerca. Se non ci fosse stata la scienza e la ricerca e anche la tecnologia abbinate, la piccola Giada non sarebbe qua. Perciò noi dobbiamo dire grazie a tutti gli scienziati, a tutti i ricercatori e anche alla grande tecnologia, anche all'intelligenza artificiale, a mio avviso, adoperata nella maniera giusta, con l'etica, con la parola etica, perché può aiutare tanti bambini, tante sofferenze. Ho letto di una nonna di oltre 90 anni che ha fatto un'operazione incredibile ed è riuscita bene. Noi dobbiamo ringraziare, altro che andare nei pronti soccorsi e mettere a repentaglio queste persone. Noi dobbiamo ringraziarli tutti i giorni che esistono, e quelli che fanno questo, quelli vanno messi in galera col doppio mandato di chiave. Se fuori di testa va curato da un'altra parte, perché queste persone salvano la vita a queste bambine, e penso che quando questi medici, questi ricercatori e scienziati vedono queste guerre che saltano per aria, questi palazzi, questi bambini, queste persone, loro rabbrividiscono. Sono medici che fanno volontariato nei paesi più lontani, anche in guerra, per riuscire veramente a far sopravvivere, a curare queste persone. Perciò io penso, cosa ne pensi Renzo Ceresi, che dobbiamo dire grazie a queste veramente eccellenze che abbiamo la fortuna di avere nel nostro, anche nel nostro e soprattutto nel nostro territorio. Abbiamo la fortuna di averle, ma abbiamo la sfortuna che ce ne sono poche. È quello, è come nel mondo del volontariato. Tutto quello che si cerca per fare del bene, purtroppo siamo in pochi. E quindi io direi che sarebbe bene anche investire da quelle parti, non solo nel volontariato, ma anche in professionisti che riescono a salvare la vita alle persone o a dare, insomma, la speranza di una vita migliore, come per Giada ad esempio. Ecco. Sentiamo cosa dice Rizzello, poi andiamo a vedere, così lo prepariamo, il video di presentazione della corsa. Prego Rizzello, cosa vuole aggiungere a quello che è stato detto? Ma sì, anche da parte mia, diciamo, i medici fanno un grandissimo lavoro. Ce li ricordiamo anche nel periodo Covid, che non andavano neanche a casa a dormire, rimanevano lì ore su ore perché facevano turni su turni, quindi insomma tanto di cappello ai medici e infermieri, perché abbiamo i medici ma abbiamo anche gli infermieri, certo, che fanno tanti lavori e fanno cose che magari... Anche le OS, tutto quanto l'ambito sanitario. Sistema. Poi purtroppo anche in mezzo alla migliore famiglia può capitare che ci sia la persona non educata, la persona che magari dovrebbe stare fuori di testa da una parte e dall'altra, però non dobbiamo colpevolizzare una categoria e non dobbiamo permetterci neanche che un medico deve avere le porte blindate perché fa il suo lavoro, quindi non è assolutamente accettabile questa cosa. Bisogna avere tutti un po' di pazienza perché mancano le persone, bisogna che anche tutti noi cittadini, perché io tante volte mi capita, come tutti siamo andati in pronto soccorso, bisogna avere anche un po' anche noi che andiamo in pronto soccorso se c'è una necessità di andare in pronto soccorso. E noi in 5 al pronto soccorso. Se mi sono fatto male un'unghietta, non vado in guardia medica e evito di andare a intasare il pronto soccorso, perché poi chiaramente il pronto soccorso ti arriva l'urgenza, devono lavorare per magari 2 ore, 3 ore su un'urgenza e se tutte queste piccole cosine le potessimo fare al di fuori, anche ripeto in guardia medica, eviteremo che il pronto soccorso si intasi. Questo non vuol dire che non si deve andare al pronto soccorso, però bisogna avere un attimino di buon senso. Anche noi dobbiamo fare la nostra parte. Anche noi, come tutte le cose, perché nessuno di noi è immune da fare la propria parte. Ma una volta i nostri nonni non andava al pronto soccorso, cioè un pronto soccorso vuol dire proprio che te eri per morire, casa fino all'ultimo secondo. Adesso siamo abituati tutti, per fortuna anche, perché per carità del Signore abbiamo fatto passi da gigante, però magari vedo un taglietto un po' più profondo, una volta ti mettevi un cerottino e via, adesso vai in pronto soccorso perché dici voglio che mi metta il punto, però quella persona deve, ora che prenda, venga presa in carico, viene messa lì, ed è una persona, se ce ne sono 15 vuol dire che devi stare lì 4-5 ore
Poi se uno attende e aspetta, ben venga. Poi trovi quello che perde la pazienza o che magari non sta bene di testa, perché purtroppo bisogna dire la verità, e da lì si scatena l'inferno. Quindi insomma cerchiamo tutti di fare la nostra parte, perché purtroppo in un paese le istituzioni, ospedali, scuole, tutti dobbiamo fare la nostra parte. Allora andiamo a vedere questo video di presentazione della corsa. Non è solo una corsa, è un momento che unisce, è un sorriso che si moltiplica. Il 12 aprile torna la Gnogna Run. Treviso si mette in movimento per una corsa solidale a sostegno della clown terapia. Con energia e insieme alla comunità, tutto il ricavato andrà in donazione alle strutture e i progetti in cui VIP Treviso porta il sorriso. Ogni passo regalerà gioia a chi ne ha più bisogno, soprattutto grazie al tuo sostegno. Ti aspettiamo domenica 12 aprile al Bastione San Marco, partenza alle 9:30. Corri, cammina, dona con noi. Allora adesso Renzo Cenedesi ci racconterà la fine della giornata, quando vi siete ritrovati, ecco le emozioni che avete provato rispetto all'anno scorso, perché voi siete sul pezzo da tanti anni ormai, prego. Sì, questa è la quarta edizione che facciamo e voglio ricordare che la Gnogna Run ha un significato. È nata per una disgrazia che è successa in associazione e una dei nostri clown è venuta a mancare tragicamente in un incidente. Si chiamava Angela Mignogna. Lei faceva l'hostess qui all'aeroporto di Treviso e quando è venuta a mancare ci siamo guardati e abbiamo detto: ragazzi, lei era piena di gioia, aveva voglia di vivere, voleva portare sorrisi ovunque, cosa possiamo fare per ricordarla? Allora abbiamo deciso di creare questa corsa solidale, questa corsa di inclusione della comunità, e tutto il ricavato andrà devoluto alle strutture dove noi facciamo clown terapia, strutture disabili. Ecco, negli anni abbiamo visto crescere questa run, abbiamo visto crescere l'associazione, abbiamo visto crescere il supporto della comunità, anche degli sponsor, perché siamo partiti che abbiamo cominciato senza sponsor, avevamo fatto una lotteria giusto per rientrare nei costi, e poi negli anni hanno cominciato a bussare e dire: beh ragazzi, quasi quasi vi do una mano. E possiamo dire di essere molto soddisfatti, perché la risposta ogni anno è sempre un po' di più e alla fine il ricavato è il ricavato, ma quello che ci resta è proprio vedere che la comunità, le persone, anche dopo la Gnogna, mi hanno chiamato, mi hanno chiesto come posso diventare volontario, come posso aiutarvi per riuscire ad arrivare più distante di dove arrivate, perché anche mi hanno chiamato altre strutture da Giavera, da Nervesa, da Montebelluna, mi hanno chiesto: abbiamo visto, siamo venuti, vogliamo che veniate anche qui. Ecco, tutto questo è grazie a VIP Treviso, al volontariato, alla voglia di mettersi in gioco e di portare il sorriso senza essere pagati. Senti Renzo Cenedesi, i giovani all'interno della VIP, quanti giovani, e parlo di giovani, non di diversamente giovani, non perché, ma io voglio capire come cercare di intrigare questi giovani, perché io anche ieri ho avuto delle classi, e non solo ieri, con i loro rappresentanti, perciò i loro insegnanti, i loro presidi. E devo dire la verità che ogni volta che li intervisto rimango sorpresa dalla bellezza di queste creature che abbiamo. Il problema è che non vengono prese per mano, nel senso, sia a scuola, la letterina, chi siamo, cosa facciamo, ma a mio avviso questi hanno bisogno di qualcos'altro, hanno bisogno di provare, hanno bisogno di essere intrigati, magari anche sbagliando le prime volte,
Però mi sembra che si siano un po' stancati di queste lezioncine, perché sono sempre gli altri che parlano, tanto è vero che io a un certo punto lascio la parola a loro, anche se non sono microfonati, metto da parte gli insegnanti e faccio parlare e loro sono felicissimi. Allora, forse, Renzo, non è che forse dobbiamo andarli a prendere e fargli toccare con mano queste che sono le realtà dei VIP del mondo del volontariato? Possibile che su 700 associazioni di volontariato ci ritroviamo con 2 o 3 associazioni che hanno questi giovani, Rizzello, allora ve li dico io, il mondo ambientalista, gli animali, sì, gli animali, guardo veramente questi, l'EMPA, tutte queste associazioni, e la Croce Rossa, il resto se noia. Però, prima ha nominato l'AIL il presidente Rizzello. Io ho avuto proprio una vicepresidente un giorno che ha detto: sai Mirella, all'ospedale dove noi abbiamo la sede dell'AIL sono venuti 20 ragazzi di una scuola a vedere una mattina. Sa Mirella che sono diventati tutti donatori? Allora questo fa riflettere, Renzo, lo dico anche al presidente Rizzello, vuol dire che se vai a scuola arrivi fino a là, nel senso che ti ascoltano perché sono anche educati. Però ne puoi fregare anche di meno, basta vedere a 18 anni non fanno la donazione, questo è il dato di fatto, dopo anni e anni che si va nelle scuole. Però se tu li intrighi, vengono a vedere chi sei, cosa fai, l'ambiente, loro ci sono, come mai all'improvviso 20 ragazzi, tutti 20 donatori, Rizzello? Allora, c'è qualcosa che loro ti dicono di fare e che non facciamo, o sbaglio, Rizzello? Sì, no, sicuramente sì, i ragazzi sono una risorsa, perché ce ne sono tanti e ce ne sono tantissimi di bravi, perché purtroppo noi guardiamo in televisione, dappertutto sui giornali leggiamo che la baby gang è questo, ed è vero, purtroppo, ed è vero, ma dall'altra parte bisogna dire che abbiamo tantissimi bravi ragazzi, delle eccellenze dei ragazzi che si impegnano tutti i giorni. Il volontariato è un qualcosa in più, perché loro hanno la scuola, hanno lo sport, hanno la danza, nell'arco della loro giornata sono full. E quindi sta a noi, amministrazioni, sta alle associazioni cercare di coinvolgerli in maniera anche soft. Cioè anche solo invitarli a una corsa, come abbiamo visto così, sicuramente qualche lucetta, qualche lume si apre nella testa di qualche ragazzo e dire: ma però tutto sommato non è così male, magari posso dedicare un'ora. Poi bisogna capire anche l'impegno chiaramente che l'associazione richiede a questi ragazzi, perché giustamente devono fare anche i ragazzi, non possono stare tutti, devono giocare, devono divertirsi anche, perché a una certa età l'abbiamo fatto tutti e se gli togliamo via anche il divertimento diventa pericoloso. Togliamo via magari la parte social e di quella social la dedichiamo al volontariato, quello sarebbe forse la parte più bella, non è facile. Io ho visto appunto anche nei gazebi AI che girando poi andare a salutare anche tutti quanti, ci sono tanti ragazzi giovani dentro. Magari non tutti sono donatori, perché magari hanno un po' di paura, perché magari però magari sono lì sotto il gazebo a fare il volontario, a vendere l'uovo, a vendere la stella di Natale, per cercare di poi poter aiutare anche loro. Quindi... Però anche il presidente dell'AI ha detto che anche loro i giovani non li hanno. Adesso stanno cercando di coinvolgerli sempre di più, facendo dei percorsi alternativi. Certo. Perché qualcosa bisogna muoversi in maniera diversa. Poi dipende anche dalle sezioni, sì, per carità, anche però dalle sezioni. Sicuramente è un dato di fatto, insomma, è più difficile coinvolgere i ragazzi oggi, ma secondo me anche proprio per il fatto cioè hanno veramente tanta roba da fare. Noi abbiamo puntato, scusa, Prego. Abbiamo puntato sulle scuole, abbiamo proprio deciso di cominciare a piantare dei semini dalle elementari alle medie e anche alle superiori, andando a fare dei progetti con le scuole, per riuscire a portare il volontariato, almeno far capire a questi ragazzi che il volontariato è una grossa risorsa. Certo. Non è un problema. Esatto, non è una perdita di tempo. No. Poi c'è un altro canale che dovremmo lavorare tutti assieme, che sono le famiglie.
perché tante volte sono le famiglie stesse che a volte per mancanza di voglia, a volte per necessità, perché lavorano tutti e due i genitori, partono al mattino e arrivano la sera, però se anche la famiglia fa capire da determinati ideali, da determinati obiettivi ai ragazzi, è più facile che il ragazzo poi si metta a disposizione. Ma se questo ragazzo non ha la famiglia, non ha i genitori adeguati, nel senso che questi genitori non è che manchi il tempo, penso Rizello, è la qualità del tempo che tu dedichi al figlio. Io penso che una volta le mamme e i papà che avevano 8-10 figli non avessero tanto tempo di stare con loro, però bastava un'occhiata e c'era tutta la giornata con quell'occhiata che dovevi fare o che avevi fatto. Adesso il problema è, perché ci sono delle brave famiglie, perché io non voglio sparare nel nucleo, ci mancherebbe altro. Però noi dobbiamo parlare a quelli che non ci sono. Cosa fa questo ragazzino se non ci sono i genitori? Dove va? È tutto a pagamento, tutto costa. Lui avrebbe anche voglia, perché a quell'età vede l'amico, come fai a non avere voglia a 12, a 14 anni ad avere quello che la moda ti dice, perché sono bombardati, sono strabombardati, e quando esce cosa trova? Cosa ha il nemico dietro l'angolo? Il nemico che è pronto a carpire questo disagio e dice: ma che problemi hai? Prendi qua la bustina. Guardate che la droga sta girando a numeri pazzeschi, a chili, ve lo dice la Mirella. Sentite quando riescono a fare dei sequestri piccolissimi. Allora questo ragazzo che si trova questo nemico dietro l'angolo, intanto se è minore, io a questo punto direi al genitore: tu vai a prenderlo a scuola. Tu vai a prenderlo a scuola e te lo porti a casa, e se non lo fai tu, come si faceva una volta, mandi qualcun altro, deleghi qualcun altro, perché ci sono dei bravi ragazzi, ma ci sono anche dei ragazzini terribili, e questi ragazzini fanno male poi a tutta la comunità, perché siccome non si rendono conto che poi alla fine poi pagheranno tutto a 18 anni, perché nessuno glielo dice, pensano di essere i più furbi della terra. Cioè dobbiamo veramente dire basta, perché ho l'anziano che ha paura di uscire diversamente giovane, le forze dell'ordine che devono capire come muoversi, perché anche loro hanno strappaletti e questi se ne infischiano altamente, gli sputano addosso, va in tutti i colori. La comunità che si gira dall'altra parte per paura, perché regna la paura. Questi qua sono riusciti, in pochi, perché rispetto a quelli bravi sono pochi, a tenere in pugno tutti i sindaci, forze del... Ma stiamo scherzando? Lei fa parte di un partito che mi sembra che dovrebbe anche dare un segnale, perché non è possibile continuare a non far pagare a questi... No, ti sta a scuola fino alle 7 di sera. E se no facciamo come i college. Tu studi, poi vai sempre là, ti diverti, fai lo sport, perché così non ne veniamo fuori. Ma è possibile? Ma cosa saranno 200 ragazzi? Mettiamo 200 nel territorio, che tengono in pugno tutti i comuni, perché sono sempre gli stessi nomi e cognomi che si spostano da una parte. Non si può, Rizello, qui dovete intervenire, la gente vuole questo, che dite assolutamente basta. E furti, e ragazzini terribili. Ma allora in casa non sei più tranquillo. Esci, ti trovi questo ragazzino, questo fuori di testa, perché la struttura non è in grado di accoglierlo, ma non possiamo mica vivere così. Rizello, prego. Assolutamente, no, sono pienamente d'accordo. Guardi, noi stiamo cercando in tutte le maniere di contrastare questo problema, perché esiste ed è purtroppo anche in crescita. Non è in diminuzione, è in crescita. Ma sanno anche, questi ragazzini, questi 2, 3, 100, quanti sono, sanno che purtroppo, tanti, per loro dicono, non mi fanno niente. Che problema c'è? Mi prendono, mi portano la polizia, io mando la polizia locale, a me capita spesso e volentieri, chiamo i carabinieri, chiamo io stesso la polizia locale, vado anch'io tante volte con la polizia locale, li prendi, sono minorenni, gli chiedi il documento, ecco, se fai i danni, cominceremo a far cercare di trovare il sistema, almeno di far pagare i danni alla famiglia, che forse... Pagando, sì, forse ma se la famiglia non ha i soldi, chi paga? Se la famiglia non ha i soldi, paga comunità. Bravissima. Ecco, avete capito come funziona? Purtroppo funziona così. Per questo noi stiamo cercando, e in questo devo ringraziare anche l'assessore Marcuzzo del servizio sociale del comune di San Donà di Piave, che si è veramente impegnata su questo, ha creato i tavoli, si chiama Comunità Educante, dove ha portato dentro dalle parrocchie, associazioni sportive, al volontariato,
crea dei tavoli per lavorare tutti assieme, per cercare tutti assieme di capire come poter aiutare questi ragazzi. Alcuni li potrai recuperare, altri purtroppo sarà molto difficile. E allora si screma, Allora, quelli che si recuperano e quelli che non vogliono essere quando recuperati. arriveranno alla maggiore età ne pagheranno le conseguenze. Certo che sì. Allora sentiamo come ci saluta Renzo Cenedese, che lascerà il posto sempre un'altra VIP a Clorinda Trentin. Con quale messaggio poi andiamo in pubblicità? Il messaggio che voglio dare è intanto ringraziarti, Mirella, per tutto quello che hai fatto per la nostra associazione e come ci porti avanti con grande carisma questa voglia di volontariato, tanto di cappello. Voglio ringraziare tutta la comunità che è stata presente domenica alla Gnogna Run e voglio ricordare a tutti che con un piccolo gesto, con una piccola maschera, basta poco per far sorridere le persone. Grazie. Grazie Presidente Renzo Cenedese, Presidente VIP Treviso. Grazie, andiamo in pubblicità. E abbiamo in linea Adriana da Jesolo. Ciao Adriana. Buongiorno Mirella, buongiorno. Ciao carissima. Ospiti. Io volevo dire a Clau, ringrazio con tutto il cuore perché io sono stata ricoverata in ospedale a San Donà tanti anni fa, ho fatto un intervento grande
E posso dirti, quando non aspettavo neanche che vengano clown in ospedale anche da adulti, e quando sono entrati quelle 3 donne, io ho visto, pensavo anche di hanno sbagliato reparto, pensavo di clown esistono solo per bambini, però dopo un grande intervento, quando sono entrati io l'ho visto un raggio di sole, un'allegria, una cosa mai aspettato che si può succedere anche a noi anziani. Posso dirti che ho dimenticato dove sono e voglio grazie a loro giornate sono andate veramente bene, in allegria, non pensavi che sei in un ospedale. Le voglio ringraziare con tutto cuore di tutto quello che fanno, che danno un'allegria ai bambini, perché sono tornata quasi a bambina. Non pensavo neanche che si può succedere a noi anziani, diciamo, e tutto il resto. Grazie e continuate così, continuate. Grazie mille Mirella, con tua trasmissione veramente torni a tutto il resto, è bellissimo, grazie mille. Cara Adriana, guarda, io cerco di fare quello che posso, però sentire che vi emozionate a casa, che ringraziate questi ospiti che ho al mattino, ecco, fanno capire quante brave persone abbiamo. Qui abbiamo Clorinda Trentin, appunto, che anch'io ringrazio come con tutta la squadra dei VIP, ma soprattutto queste parole di Adriana fanno capire l'importanza, specialmente quando sei fragile, di avere un supporto, un aiuto. Ecco, questo entrare in queste stanze, ma questi hanno sbagliato stanza. Clorinda, cosa vuoi dire alla nostra Adriana, che si è emozionata nel ricordare? Allora, intanto Adriana, grazie di cuore per le bellissime parole che ci hai detto, e queste sono le cose che ci riempiono il cuore di gioia. Perché per noi fare servizio in ospedale si è un po' così, quando ci vedono arrivare subito dicono: ma come? Ma voi non andate in pediatria, non andate dai bambini, come mai siete qua? Ma ognuno di noi ha un bambino piccolo dentro che deve essere coltivato, ogni tanto ci dimentichiamo di averlo, quindi quando noi entriamo nelle stanze cerchiamo di ravvivare un po' questo piccolo bambino che è in noi, e questa cosa viene apprezzata, come ha detto Adriana. Sono pochi minuti, perché noi quando facciamo servizio entriamo, non è che stiamo là mezz'ora, facciamo qualche minuto nella stanza, se ci sono 2 letti ci alterniamo da un letto all'altro, quindi passiamo pochi minuti con loro, però cerchiamo di spegnere l'interruttore delle preoccupazioni legate al luogo, al momento, e di portarli in un'altra realtà che è virtuale, però per far sì che loro abbiano quel minimo di leggerezza per affrontare la giornata. Quindi mi ha fatto veramente piacere, Adriana, questa tua testimonianza, perché noi le viviamo. Io oggi pomeriggio sono in ospedale e quindi avrò servizio con altri colleghi in un paio di reparti, e sono cose che viviamo quotidianamente, e sono quelle che ti danno la forza, lo spirito, la motivazione per andare avanti, per continuare a fare, perché non è facile strappare un sorriso alle persone, però quando ci riesci, per noi abbiamo vinto. E abbiamo vinto anche in questa battaglia che sembrava non avesse uscita, di portare questi animali all'interno dell'ospedale. Andiamo a sentire cosa ha detto il presidente Alberto Stefani, invece, che ha dato via libera a questo percorso per far capire l'importanza anche dell'animale per queste persone che sono ricoverate, che per loro fa parte della famiglia, è la loro famiglia, delle volte è l'unica famiglia che hanno. Andiamo a sentire. Voglio realizzare un progetto di legge per regolamentare questi accessi, ovviamente sulla base di determinati requisiti, sulla base di determinate caratteristiche, ma credo sia giusto e doveroso nel 2026 garantire l'accesso, soprattutto per quanto riguarda i pazienti oncologici, quindi nei centri oncologici, l'accesso degli animali d'affezione. Un impegno netto e deciso, quello del presidente Alberto Stefani, che si è commosso seguendo le storie di Barbara e della sua Gioia a Treviso e di Pimpa e della sua padrona all'ospedale di Piove di Sacco. Qui le pazienti hanno potuto
riabbracciare i loro cari amici a quattro zampe solo dopo molto tempo dal loro ricovero. Pur essendo la pet therapy riconosciuta a livello di cura già dal 2003, in Italia manca una legge nazionale che regolamenti l'accesso di cani e gatti dentro le strutture sanitarie. Oggi le norme variano sia a livello regionale che sanitario, dipendono cioè dalla direzione sanitaria specifica che le stabilisce di volta in volta. Ma come ribadisce il Presidente, si tratta di aprire le porte a compagni di vita, oggi membri della famiglia a tutti gli effetti. Rappresentano un componente della famiglia e su questo dobbiamo continuare in questa direzione. Voglio realizzare un progetto di legge a mia firma. Un'idea portata avanti dall'associazione Angeli con la Coda, dove Antonio Scalise, marito di Barbara, e Valeria Vezzaro, esperta di pet therapy, se ne occupano da oltre 15 anni. I cani, oltre ad essere vaccinati e cippati, devono anche aver fatto un percorso preciso. Un cane che ha svolto insieme al suo proprietario un percorso dove il proprietario ha compreso come comunicano i cani e soprattutto come aiutarli a non entrare in stress. D'accordo? Ma per fare questo bisogna viverci di fianco, non portarli soltanto a fare la pipì la sera. E io e Barbara ne siamo convinti. Siamo 16 anni che ci stiamo lavorando. L'associazione si è detta anche felicemente sorpresa della proposta del Presidente Stefani e disponibile, se lo vorrà, a dare una mano alla stesura della legge. Allora, sì, abbiamo Tamara da Spresiano. Vai Tamara. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Volevo chiedere una cosa alla volontaria del corsia. A Clorinda. A Clorinda. Io avrei piacere di fare volontariato. Io sono un pagliasso, mi dite anche qua a casa, mi dite che sono un pagliasso perché mi piace essere pagliassa. Mi piacerebbe far parte della vostra associazione. Io volevo capire come dovevo fare per rientrare nella vostra associazione. Perché non mi piace stare in mezzo alla gente, in mezzo ai bambini, anche io malati, perché anch'io ho mio papà che sta male, per cui ogni tanto cerco di tirarlo su di morale perché sta male. E volevo chiedere, poi anch'io ho avuto un periodo un po' brutto quando ero stato in ospedale, che è venuto un pagliaccio e gli faccio guarda che hai sbagliato il reparto, e mi ha fatto una cicogna con il palloncino e quello me lo tengo come ricordo. Si è sgonfiato praticamente, perché dopo si sgonfia, però ho un bel ricordo, avrei piacere di farlo anch'io questo progetto. Se mi potete dire dove devo iscrivermi e cosa devo fare. Grazie cara Tamara, vedete che i giovani ci sono, ecco, basta bussare alle loro porte nella maniera giusta, con gli esempi, con i video che loro vedono. Prego Clorinda. Allora, intanto seguiteci nei social, noi abbiamo la pagina social VIP Treviso DV, sia Facebook che Instagram, perché sono i canali di comunicazione principali che abbiamo, dove normalmente escono le comunicazioni. Come fare a diventare un clown? Allora, abbiamo appena fatto, perché a fine anno, dicembre, abbiamo fatto un corso e abbiamo reclutato circa 25-26 clown nuovi, che adesso stanno iniziando i primi passi come tirocinanti e avranno un periodo di tirocinio. Allora, seguiteci nei social, perché quando ci sarà il prossimo corso per diventare clown lo pubblicheremo e quindi vi potrete iscrivere. Quindi va fatta una domanda, vanno scritte le motivazioni, si farà una piccola selezione come è normale che sia, e le persone che vengono selezionate ed ammesse faranno un corso intensivo che dura, mi pare, 3 giorni. E poi, superato questo, c'è un periodo di tirocinio che dura un anno circa, sono 100 ore in campo, accompagnati da clown formati chiaramente. Passato il tirocinio, che dura circa un annetto, si diventa clown effettivi. Questo non vuol dire che ci si può muovere da soli, perché i clown girano sempre in coppia come minimo, e quindi ci si avventura in questo percorso. Durante tutto il periodo chiaramente anche noi ci formiamo, siamo sottoposti a una formazione abbastanza continua per sviluppare tantissime componenti che ci aiutano a fare il servizio, da come entrare nelle stanze, a come approcciarsi con i diversi tipi di malati o anziani o persone disabili e quant'altro. Quindi siamo sempre alla ricerca di nuovi clown, quindi a breve, magari probabilmente entro
fine anno, inizio prossimo, non credo prima ci sarà un altro corso, perché dobbiamo prima completare il tirocinio dei nuovi clown che sono arrivati, però poi ce ne saranno altri corsi, quindi seguiteci, e quando vedi che ci sarà la possibilità di fare il nuovo corso, iscriviti e vieni a trovarci, così potrai prima toccare con mano, perché facciamo anche delle serate. Casomai, se mi permettete, do il numero di qualcuno di voi, del Presidente, a Tamara, perché io a Tamara ci tengo tantissimo, una ragazza anche che ha voglia di fare, va un po' supportata, perciò vi ringrazio. Se il Presidente mi permette, ecco, darò il numero. Assolutamente. Ecco, mi ha detto di sì, perciò Tamara ti chiamerò, ti darò il numero. Adesso, tornando al video che abbiamo visto, invece, Presidente Rizello, ecco, questa tech therapy all'interno degli ospedali con questi animali di affezione, ma ha spiegato molto bene il Presidente Stefani, dopo un percorso, bisogna vedere con tutte le regole che ci vogliono. Cosa ne pensate voi, anche come movimento politico? Ma devo dire che sicuramente gli amici a quattro zampe ti danno una felicità, e la pet therapy è comunque riconosciuta che funziona. Quindi, come diceva il Presidente Stefani, chiaramente con tutti i crismi, con tutti i controlli, perché comunque entriamo in un ambiente chiaramente molto delicato, e penso che possa solo che funzionare, fare bene, non fa sicuramente del male. Ripeto, va studiata e va capita dove e come si possono fare certe situazioni. Bisogna sempre capire, torniamo al discorso di prima, che ci sarà il reparto in cui sarà possibilità di avere il proprio animale, magari con delle visite, e c'era il reparto dove purtroppo non potrà. Ma saranno i medici a deciderlo. Ma saranno i medici, però sicuramente male non può fare, su certe situazioni può solo che aiutare. Sentiamo anche Clorinda cosa ne pensa. Clorinda? Sì, io aggiungo a questa cosa, faccio un piccolo spoileraggio, poi non so se il Presidente mi riprende dopo o meno. E, come abbiamo detto, noi abbiamo fatto la raccolta fondi, e questi fondi verranno destinati alle strutture disabili dove noi andremo a fare clown terapia. Il direttivo farà la scelta in base alle priorità delle strutture, eccetera, però una delle strutture che probabilmente sarà destinataria di questi fondi ci ha già anticipato che una parte dei soldi verrà proprio devoluta in queste sedute di pet therapy con questi animali a questi ragazzi disabili. E quindi noi siamo assolutamente contenti di questo e siamo più che favorevoli a questo tipo di iniziativa. Allora, anche tu, Clorinda, chiami questi ragazzi disabili. Io invece li chiamo diversamente agili, perché per me si muovono in maniera diversa. Tanto è vero, vediamo se il nostro bravissimo Andrea riesce a trovare la foto, questa mostra che è partita con la conferenza stampa nella Loggia dei Cavalieri a Treviso. Adesso siamo a Spresiano, che ringraziamo, poi andremo a Padova, poi hanno partecipato più di 20 comuni, compreso anche il comune di San Donà di Piave, negli alberghi di Venezia, e girerà l'Italia per far capire che forse anche noi dobbiamo iniziare a chiamare queste persone per nome. Non più dando l'etichetta, perché noi siamo sempre bravi, Rizello, a dare l'etichetta. Uno spaccia una bustina e diventa spacciatore, uno beve e diventa un bevitore, un briacone, ecco, uno roba una bottiglietta e diventa un ladro. Invece dobbiamo capire che questi volti sono dei volti meravigliosi, di ragazzi che possono dare tanto, di fare anche dei lavori, questo che c'è, ad esempio, questa scarsità di lavoro e loro non trovano lavoro. Io ho i sindacati tutti che mi dicono che i numeri non tornano, tanti colloqui ma assunzione poche, come se questa persona diventasse un problema invece che una risorsa. Io direi, Rizello, che anche è ora di dire basta, di vedere chi è in grado di lavorare, non solo all'interno del CEOD, ma nel momento che è in grado di lavorare all'interno dell'azienda, pagato con un giusto stipendio, perché se sa fare il lavoro è giusto, però questo si fa fatica ad avverare. Allora, Rizello, come forza politica in questo momento molto importante, siete al governo, avete la Premier che speriamo sia anche sensibile, ecco, arriverà anche questa mostra anche a lei, cosa ne pensate di cercare di includere questo aiuto che potrebbero dare anche alle aziende, perché non
c'è niente da fare. Se uno è in grado, che ha il diploma, che è bravo a fare il cameriere, deve trovare il posto e andare a fare il cameriere. Invece le posso assicurare che non è così. Ecco, la politica in questo quanto può fare? Perché siete voi nella stanza dei bottoni, poi le leggi vengono fatte in Parlamento, certo. E è inutile che ce la giriamo. Certo. Allora, diciamo che le leggi in parte ci sono già, che impongono, dopo un tot di assunzioni, si dovrebbe ricorrere alle categorie fragili. E quindi ogni tot, se non mi ricordo, mi sembra che sia 15-16, ogni 15-16 dipendenti ci dovrebbe essere l'assunzione di una delle categorie fragili. Però secondo me questo è brutto. È brutto perché ti obbligo ad assumere una persona, ti faccio un piacere, ma non è così. Non è così. Non è così, perché come dicevo prima io partecipo con Anfas, abbiamo i ragazzi del Piave, che è un'altra associazione a San Donà, e devo dire che questi ragazzi non devi mica dirgli niente. E che bravi sono a lavorare. Non devi mica dirgli niente, e anzi, e quando gli dici fai qualcosa, lo fanno e si sentono veramente importanti a fare questa cosa. L'abbiamo visto adesso con le Paralimpiadi. Certo. Cioè, la forza d'animo che ci hanno messo sti atleti di tutte le però categorie. non è andata bene, non è che li abbiamo visti tanti. No, purtroppo e che non no. hanno avuto neanche la visibilità. Purtroppo no. E dovremmo anche smettere di chiamare Paralimpiadi, ma Olimpiadi e sport e basta. Dovrebbero farli assieme. Ci arriveremo, secondo me. Piano piano ci sono arriveremo. i presupposti. Però diciamo che sicuramente Fratelli d'Italia, ma la Premier, ma penso che il governo in generale su questo sia molto sensibile, perché anche da parte della Regione Veneto stanno veramente lavorando molto su questa, sull'inclusione e anche su questa situazione qua così. E lo sappiamo perché abbiamo anche una persona che conosciamo assieme che su queste cose qui ci sta lavorando veramente, veramente tanto, e lavora in Regione Veneto, è una dirigente della Regione Veneto, quindi insomma ecco. Possiamo fare anche il nome e salutarla? Possiamo anche salutarla. Dottoressa Midena, salutiamo la dottoressa Maria Carla Midena, no, perché se lo merita tutto. Perché sta facendo un grandissimo lavoro in Regione Veneto e lo fa veramente pensando all'obiettivo dei ragazzi e delle situazioni sociali che sono veramente molto difficili. Quindi diciamo che siamo sulla strada giusta, c'è tanto da lavorare però. Però vede, Presidente Rizzello, qui la politica deve fare un po' un mea culpa, nel senso che noi abbiamo bisogno di competenza. Ecco, lei ha parlato di una persona molto competente nel posto giusto e anche al momento sempre giusto. Ecco, se voi cercate e riuscirete a mettere le persone competenti che abbiamo, assolutamente, nei posti veramente che hanno bisogno di una certa sensibilità, di una certa competenza, noi abbiamo risolto il problema dell'Italia, certo. non del sociale, dell'Italia. Assolutamente. Perché noi abbiamo bisogno di competenza, tanto è vero che i nostri ragazzi, i nostri meravigliosi ricercatori, ma tutti i ragazzi che vanno all'estero con una laurea, perché li prepariamo benissimo, abbiamo le migliori università, non tornano più indietro. Ma perché se li tengono? Ma perché se li tengono? Cioè rilanciano, no, stai qua. Ecco, forse la politica deve capire che l'eccellenza, quello bravo, competente, va premiato con il posto giusto, con un adeguato stipendio. Cosa ne pensa? Sfondo una porta aperta, quindi proprio i ragazzi, le eccellenze, i ricercatori, possiamo dire che è anche giusto che facciano delle esperienze all'estero, però dai, dobbiamo fare di tutto per farli ritornare qui. Detto questo devo chiudere perché ho forato anche altri ospiti che stanno aspettando. Vediamo se il Presidente Rizzello rimane un po' con noi, perché abbiamo altri ospiti, mi piacerebbe molto se non deve andare via interloquire. Ringrazio tantissimo Renzo Cenedesi, Presidente VIP Treviso ODV, grazie a Clorinda Trentin, anche lei che fa parte di questo meraviglioso gruppo, associazione, che veramente fanno tanto per le fragilità, e soprattutto veramente grazie a tutto il mondo del volontariato, permettetemi di dirmelo, però veramente anche oggi sono in prima linea, stanno facendo di tutto e di più, perciò grazie a tutti i volontari. Grazie. Pubblicità.
Molto partecipi, molto entusiaste e anche molto curiose, devo dire, anche rispetto ad alcuni modi di dire della lingua italiana, alcuni usi. A volte abbiamo esplorato un po' anche le espressioni tipiche dialettali del Veneto, perché giustamente un conto è la lingua corretta italiana, come la si studia, come la si vede nei libri. Si è concluso in questi giorni il corso Italiano Facile, iniziativa promossa da Appindustria Servizi per favorire l'apprendimento della lingua italiana a cittadine straniere arrivate nel nostro paese allo scopo di integrarsi e inserirsi nel tessuto sociale e lavorativo. Protagoniste delle lezioni, della durata di 100 ore, 9 donne provenienti principalmente dal Marocco, le quali hanno seguito il corso nelle aule dell'ex liceo classico Montale di San Donà di Piave. Abbiamo iniziato col corso di italiano base, adesso abbiamo fatto un corso intermedio con un po' di approfondimento in grammatica e anche in educazione civica. Abbiamo parlato anche di un po' di leggi italiane, della Costituzione italiana, dei diritti e dei doveri. Abbiamo trattato degli argomenti sulla sanità, sulla scuola, sulla raccolta differenziata, sul servizio sanitario nazionale, soprattutto visto che sono un gruppo di donne, di 9 donne, che hanno tutte, la maggior parte dei bambini che frequentano la scuola. In ogni lezione abbiamo sempre fatto una parte di grammatica, di teoria, ma anche appunto conversazione, ma anche lettura e scrittura, quindi diciamo un'esplorazione della lingua italiana a tutto tondo. Questa attività è inserita all'interno del progetto Passi Plus, un progetto che ha la finalità di favorire non solo quella che è l'inclusione lavorativa, ma quella che è l'inclusione sociale, abitativa e familiare all'interno del territorio. Abbiamo svolto questo corso con 9 donne e madri di famiglia, quindi la finalità era anche quella di favorire quello che era il dialogo con tutte le persone che possono incontrare nella quotidianità nel territorio, quindi insegnanti e altre realtà che quotidianamente portano a delle difficoltà a livello comunicativo che un corso come questo può sicuramente favorire. I dati Excelsior, anche gli ultimi recenti disponibili, confermano il numero sempre crescente di posti di lavoro liberi e la maggior parte di essi sono coperti e ricoperti da personale straniero inserito nel nostro territorio. Quindi è fondamentale puntare su questi percorsi e renderli sempre più frequenti possibili. Io ringrazio e saluto Corrado Secchi, vicepresidente Confappi Venezia. Ringrazio anche Massimiliano Rizzello, presidente Consiglio Comunale di San Donà, che è rimasto con noi. Allora, abbiamo visto questo servizio Secchi, l'importanza di capire che anche la donna non è un problema ma è una risorsa. Anche nel 2026 abbiamo questo divario tra assunzioni, tra stipendi, tra possibilità di lavoro. Io so che voi siete in prima linea, anzi vi ringrazio per questo, anche per i progetti che portate avanti per aiutare questa figura femminile, però mi sembra che strada da fare ce ne sia parecchia, purtroppo dico io. Com'è la situazione, Secchi? Diciamo che siamo in ritardo come nazione. Paghiamo un grosso peso oggi di integrazione, però noi come associazione siamo secondo me molto attivi, anzi sono fra i nostri cavalli di battaglia come far sentire questa voce e creare un'integrazione che deve essere secondo me alquanto veloce per recuperare il tempo perso e al tempo stesso anche un'integrazione che deve essere morbida nel nostro tessuto urbano, che cosa non facile perché lo si vede semplicemente camminando per le strade, per cui non possiamo far finta di non vedere le cose che sappiamo che domani, entro i 5 anni, entro i prossimi 10 anni, l'integrazione sarà totale. Totale sia a livello di inserimento lavorativo e anche a livello di inserimento scolastico e anche a livello di inserimento politico. Questi sono elementi che secondo me oggi forse non vogliamo parlarne, ne parliamo in maniera marginale, però domani mattina saremo elementi che siederanno anche loro su un tavolo rotondo. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, questo sgombero che è successo dal Negro a Treviso. Poi vorrei vedere anche lo sgombero vero e cosa hanno detto, anzi quello che hanno detto queste persone sedute fuori dalla prefettura, perché io sono rimasta veramente sorpresa, amareggiata, disgustata nel vedere queste immagini, pensando a quanto mondo del volontariato c'è, quanto aiuto anche noi potremmo dare. Stiamo parlando di 100 persone, su cosa? Su 94 comuni,
cioè uno a testa, diciamo la verità, non si può aiutare e vedere quelle situazioni nel 2026 davanti alla prefettura, questo ragazzo che dice voglio morire, se devo vivere così è meglio morire, ma cos'è che fanno vedere? Che sporcano, che imbrattano, che si comportano male, ma che possibilità hanno? Ci sono i bagni, forse i bagni dove queste persone possono andarsi a lavare? Ci sono? Ci sono dei posti dove queste persone possono entrare? No, non mi sembra, i bagni sono tutti chiusi a chiave e soprattutto quello che mi spaventa, Secchi, è sentire queste persone che dicono voglio lavorare. Voglio lavorare. Allora intanto cominciamo a scremare chi sono, Rizzello. Chi ha voglia di lavorare, chi ha voglia di essere integrato e che invece è venuto qua per delinquere. Intanto cominciamo a scremare e non fare di tutta un'erba un fascio. Io poi vado a Valdobbiadene e in diverse aziende, anche a Conegliano, e mi dicono portali qua, noi abbiamo fame di lavoratori. Come faccio a portarli là? Perché adesso ci sono i colori, Rizzello, se non hai il colore giusto non esci. E prima che arrivi il colore giusto ce ne vuole del tempo. E allora cosa faccio? Io, sai, li vado anche a trovare sti ragazzi, cerco di portare anche, loro mangiano frutta più che altro, non è che pretendano chissà cosa. E la prima cosa che mi chiedono, fammi lavorare, la prima cosa. E dico, cosa sai fare? E mi dicono l'agricoltore, il fabbro, l'ho fatto anche vedere in trasmissione, questo ragazzo che voleva fare il saldatore. Come il saldatore, ho detto io. Ma cosa stai dicendo? Ma sei capace, sai veramente di quello che dici? Sì, ma hai iscritto a qualcuno, vi siete dati da fare? Sì, ma non mi risponde nessuno. Stranamente è venuto qua, ha fatto vedere il servizio, ho fatto vedere anche la mail, perché mi dicevano, ma ecco qua la mail che ha mandato, e il lavoro è saltato fuori. Allora, Rizzello, poi sentiamo anche se c'è qualcosa che non torna. Cioè non è che questo sistema aiuti qualcuno a prendere voti, la paura, il terrore del diverso, terrore perché sono tutti che si comportano male, sono tutti, perché questo è il messaggio che è passato, diciamo la verità, non facciamo finta di niente. No. Forse dobbiamo cambiare anche noi perché l'ha detto Secchi. Cioè è inutile che continuiamo a dirci le aziende hanno fame di lavoratori, allora proviamo a vedere se questi hanno voglia di lavorare, come sanno lavorare e invece di lasciarli rinchiusi in questi posti, guardate che andate a vedere come vivono in questi posti, perché è facile raccontare, no, bisogna andare a vedere però perché non entrano le telecamere, io entro. Io ho la fortuna di non con le telecamere, ma entro e le persone credono a quello che dice Mirella, perché Mirella dice la verità, non è che Mirella ci faccia i merli attorno al problema, dice quello che vede. Certo che ci sono i delinquenti, e cavolo che ci sono, e sono la prima a dirlo, certo che ci sono gli spacciatori, e cavolo che ci sono gli spacciatori, ma ci sono anche persone che hanno voglia di integrarsi. E come fanno? Ma come fanno? Allora, Rizzello, non è ora che anche la politica dia le risposte a quelli che vogliono lavorare, che vogliono integrarsi, ecco, dare la dignità alla persona? Sì, secondo me, partiamo da un po' indietro, nel senso che purtroppo oggi ci troviamo in questa situazione che ci rimettono anche chi ha voglia di fare qualcosa, purtroppo da una scellerata immigrazione che è arrivata indistintamente tutta assieme, una massa all'interno del paese che non si era in grado di accoglierli, o quantomeno sono entrati e sono stati abbandonati e giustamente da lì dopo si scatena l'inferno. La giusta integrazione, che convengo anch'io, bisognerà ragionarci, non è che possiamo far finta che questa cosa non esiste, bisogna però farla arrivare con criterio, cioè io posso accogliere oggi in Italia 1000 persone, faccio un numero a caso, potrebbero essere 1 milione anche, non lo so, 1000 persone e insieme con le associazioni, insieme con le accogliamo, le istruiamo, perché giustamente devono conoscere la lingua, perché se non conoscono la lingua diventa un problema anche poi per il datore di lavoro, per un medico, per loro stessi, perché se hanno bisogno di qualcosa fanno fatica, gli si dà una casa, un alloggio perché hanno un lavoro, cioè si dà una vita dignitosa e quello è man mano che entrano. Quelli che ci sono va fatta la scrematura,
Cioè, delinquenti, spacciatori, stupratori, cioè per me quelli presi a calci nel puntini e via. Chi invece vuole cominciare a lavorare, sicuramente come hai detto te, vanno presi, aiutati e riabilitati all'interno del mondo del lavoro. Però fino adesso io vedo parole. No, ci sono poco. Però rispetto alla domanda che abbiamo. Però purtroppo c'è anche la burocrazia. Oltre che la burocrazia, c'è anche la paura, perché poi mi metto dalla parte dell'imprenditore e loro fanno, grazie a loro che tante cose vengono fuori, perché poi sono loro le associazioni, però mi metto anche dalla parte dell'imprenditore che dice: mi porto a casa, tra virgolette, se sembra passare questa persona. Chi mi porto a casa? Chi mi garantisce che la persona non venga qui e mi crea dei problemi? Perché... Come rispondiamo? Devo correre perché sapete che il tempo è tiranno. Apriamo degli argomenti molto importanti che secondo me sono già in corso di discussione nella nostra associazione, perché abbiamo delle persone altamente competenti. Peraltro noi stiamo svolgendo un lavoro molto attivo con l'ATER, con determinati comuni, perché abbiamo alloggi vuoti. Questi alloggi vuoti non verranno mai aperti, perché abbiamo anche dei sistemi di gestione del patrimonio che hanno delle tempistiche lunghe. Pertanto, dato per assodato queste cose a cui non possiamo dire di no e non sappiamo, abbiamo un problema di integrare queste persone. Dicevate bene prima che l'industria ha bisogno di persone, deve integrare queste persone, siamo in ritardo, ma non è mai troppo tardi, bisogna fare una politica concreta. Bisogna avere il coraggio di mettersi in luce. Qui è il problema. Quando ci si mette in luce, qualunque sia la tua personalità politica, stai correndo un rischio. Perché hai delle persone che comunque non va bene quello che tu fai. Per mille ragioni. Finanziarie, speculative, di sfruttamento, di tante cose. Ma in realtà noi non possiamo far finta di non sapere che queste persone saranno la nuova forza lavoro. Per cui vanno integrate, educate, inserite con dei percorsi professionali, con dei percorsi seri. Diversamente tu parli di questo argomento, lo parli e poi cosa succede? Che queste persone in una parte si va a delinquere. Ma perché? Per ragioni che si trova con l'acqua alla gola. Per cui noi, per certi versi, siamo anche parte in causa se qualcuno va nella brutta strada, che possa essere anche l'italiano, che possa essere anche lo straniero. C'è molto da lavorare qui, però prima parlavamo di alloggi. Alloggi ce ne sono, per cui c'è l'alloggio bisognoso per le nostre famiglie, che anche lì c'è un percorso che secondo me andrebbe accelerato, perché non dimentichiamo che anche noi abbiamo le nostre famiglie povere che vanno rimesse in pista. Assolutamente. Ecco che c'è il settore sociale che dovrebbe lavorare in maniera molto sinergica con le autorità, ma in maniera incisiva, ossia dare i risultati. Non fare propaganda politica. Poi abbiamo la questione dell'immigrato, che anche lì è lo stesso problema, per cui secondo me oggi non c'è nulla da inventare, c'è solo da agire. Il fatto è che agire vuol dire esporsi. Allora, se tu sei di un partito politico, devi avere il coraggio di agire nella misura in cui credi in questo progetto e sai che è un progetto che fa bene alla comunità. Avremo meno persone che delinquono e avremo meno persone disperate, perché in giro abbiamo persone disperate. Lei diceva bene prima che ci sono persone che cercano il lavoro. Allora, capiamo cosa vuol dire cercare il lavoro. E non è vero che l'imprenditore ha paura di assumere queste persone, perché l'imprenditore oggi ha bisogno di questa forza lavoro perché hanno un problema di industrializzazione che i prossimi anni vedranno l'uscita per il pensionamento di una stragrande maggioranza di persone, 20-30, 20-35, che sono delle cose che dico sempre quando si parla in associazione, usciranno tutti dal mondo del lavoro. Chi rimane? Chi produce? Chi va nelle macchine che una volta erano i nostri padri, i nostri nonni? Chi raccoglie nei campi? Bravissima. Allora non puoi mettere a raccogliere nei campi, vai in piazza e dici, poi sei tu che paghi €1 l'ora alle persone. Signori, bisogna un attimo su questo. Andiamo a vedere lo sgombero.
Io non sono specializzata in materia, ma mi sono sentita con alcuni colleghi, sì, stanno predisponendo, perché ripeto, articolo 2 e 10 della Costituzione, la Costituzione è la nostra carta e quindi va applicata, e quindi questa sarà la procedura che verrà fatta nei prossimi giorni. Sulla falsariga della sentenza del TAR del Veneto di fine marzo, che ha condannato le questure di Venezia e Vicenza per lungaggini burocratiche nel rilasciare il permesso di soggiorno ai richiedenti asilo, il giorno dopo lo sgombero del Dal Negro, l'avvocata Tocchetto annuncia che ci si muoverà anche a Treviso per far rispettare gli articoli 2 e 10 della Costituzione sui diritti inviolabili garantiti e sul diritto di accoglienza, tutelato anche da norme internazionali come la Convenzione di Ginevra e altre leggi europee. Assolutamente sì, cioè noi non possiamo farli sparire. Capisco che questi non possono dormire per strada e trovano, diciamo così, un luogo dove siano coperti. Bisogna trovare strutturalmente, ma non solo Treviso, Padova, Verona, Vicenza, tutte le città, Brescia, Bergamo, Como, tutti devono trovare una situazione strutturale, perché saranno sempre di più. Non arrivano con le navi, arrivano a piedi dai Balcani. Questi signori venivano a piedi dai Balcani, vedete voi. E mentre si invoca una soluzione strutturale, i 50 migranti sgomberati ieri sono stati trasferiti parte alla caserma Zanusso di Oderzo, parte sono andati in strutture civili e religiose, mentre è certo che almeno 5 sono tornati a dormire al Dal Negro, passando la notte lì, rifiutando i trasferimenti. Proprio la chiusura dell'ospitalità a Monigo, dove dormivano circa 25 persone, ha creato una parte del problema. Quello che lascia comunque un po' l'amaro in bocca è che non sembra si riesca a mettersi insieme per una cosa che è senz'altro complessa, senz'altro complicata, come l'abitare, soprattutto per chi è in condizioni di marginalità in quel del nostro territorio, e che domanda qualcosa che va al di là sia della sola amministrazione pubblica, sia del solo terzo settore, sia del solo volontariato, ma che chiede davvero una concertazione di forze che va che un po' di più. Il tema resta quello della dignità umana da tutelare e della soluzione che non sia temporanea. Piaccia o non piaccia, ma qui abbiamo delle persone che non dobbiamo dimenticare, insomma la dignità umana pone un'attenzione costante su questi termini e delle risposte che devono arrivare per non semplicemente spostare il problema da un'altra parte, ma prendere in carico realmente le situazioni puntuali di ciascuno di questi uomini. C'è un mio amico che è problema, vuole morire con questa vita che sta facendo lui, perché lui non sta bene, lui sempre ha male, perché lui non ha una casa, possibilità di dormire, da mangiare, non vuole più vivere con questo modo. Ci sono tante storie dietro i volti dello sgombero al Park Dal Negro, e a raccontarle fuori dalla prefettura è il giovane Ali, da 10 anni in Italia. Per lui e i suoi connazionali, tutti dice pakistani, la giornata è iniziata in maniera concitata. Un disastro, prima a mezzanotte, poi alle 4, poi alle 7 di mattina, con i bastoni, con la forza che andate fuori. Siamo usciti da là, hanno buttate via le coperte, tutto quanto. Alcuni regolari, altri no, tutti chiedono di uscire da una condizione di invisibilità, un limbo estenuante di burocrazia. Ali si rivolge al sindaco. Mario Conte, per favore aiuta quelli poverini che vivono da un anno in strada. Mai vedo così le persone, non mi piace così. Chi vuole lavorare non lo danno la possibilità che vai a lavorare. Se danno un permesso può trovare un lavoro, se non ne hai un documento come posso trovare un lavoro? In prefettura anche alcune associazioni, come i volontari del dormitorio di Monigo, si studia una soluzione tampone. C'è anche Gaia Righetto. Che è inutile lasciarli fuori e poi pretendere che siano gli stessi. Allora, Rizzello, io so che lei è una persona sensibile, quello che io riesco a capire, e sono le ultime parole, io voglio lavorare. Questo io ho sentito, e non lo sento da una persona bianca, lo sento da una persona di colore che ha voglia di integrarsi, che ha voglia di vivere dignitosamente. Allora cerchiamo di capire quanti saranno. 100, come abbiamo detto prima, non riusciamo a trovare 100 posti di lavoro, 100 alloggi. Io prima sapete che io ve lo racconto quando vedo queste celle di frati, non avevo più preti, non avevo più frati, non avevo più suore, però le strutture le abbiamo. E sono anche strutture, devo dire la verità, tenute molto bene. La prima cosa che dice Papa Leone, accoglienza, misericordia, no, mi sbaglio o dice queste parole qua? Voglio capire questi preti e queste suore, perché quelle che hanno lasciato
questo convento e la trova subito a Villa Veneta e subito l'hanno trovato. Questi che ha voglia di lavorare ne trova alloggio. Allora, Rizzello, cosa si sente di dire anche come esponente politico? Cioè, poi come dice Secchi dare delle risposte e agire? Certo, assolutamente. Ora, ribadisco quello che ho detto prima, che l'errore nasce nell'integrazione sbagliata. Cioè, un arrivo di massa, che è da anni, non da oggi, è da anni che purtroppo arriva, porta poi a queste situazioni che diventano ingestibili. Io, ma come il mio partito e come anche Giorgia Meloni l'ha detto più volte, tutte le persone che vengono in Italia per lavorare, per avere una vita dignitosa, per rispettare le regole, sono persone che sono ben accette e sono delle risorse sicuramente per le aziende. Su questo non c'è ombra di dubbio. Sono anche convinto, io ho sentito che alcuni si rifiutano di essere trasferiti. Ora, bisogna anche però che ci sarà quello che ha voglia di lavorare. E come abbiamo detto prima, si screma, no? Però anche quello che non viene trasferito per fargli dare comunque una vita, cioè non ti faccio dormire in mezzo alla strada, ti porto in una situazione dove quantomeno ti puoi lavare, mangiare qualcosa e avere una branda per dormire, non lo voglio fare. Perché purtroppo, è brutto dirlo, ma ci sono tante associazioni, chiamiamole così, che danno delle indicazioni per dire questi sono i vostri diritti. Non spiegano però quali sono i doveri e capiscono solo i diritti e quindi pretendono certe cose. Però purtroppo capiamo anche, come si diceva prima, che abbiamo anche tantissime persone, tantissimi anziani, tantissime famiglie che sono in difficoltà, anche italiane. Questo non vuol dire che bisogna prendere questi e mandare quegli altri a casa. Bisogna cercare un attimino di trovare il giusto equilibrio per avere un'integrazione seria e soprattutto direi dare la dignità a tutti. Io a San Donà di Piave ho una lista di attesa per la casa popolare che supera siamo intorno ai 380-400 persone in lista d'attesa. Gli alloggi che abbiamo purtroppo quelli sono, ne stiamo anche ristrutturando, stiamo mettendo con l'ATER, altre situazioni, però anche lì tutto costa e i fondi non sono limitati, quello che dicevo prima del comune. E poi se tu prendi una casa, la casa popolare ha un parametro, c'è un bando, non è che Massimiliano si inventa la mattina e dice faccio entrare Secchi o faccio entrare Mirella. C'è una graduatoria in base a un bando e viene data. Qua con le graduatorie io devo ancora vedere la trasparenza delle graduatorie. Dico tante volte che devono spiegare davanti alle telecamere le graduatorie come una persona dal primo posto va a finire all'8° posto o dal 5° posto va a finire al 20° posto. Sì. Non parlo di San Donato, no, parlo in generale. Certo, Ho chiesto di entrare con le telecamere a vedere l'inagibilità degli appartamenti, perché è facile dire inagibile, fammi vedere che è inagibile. Come mai non ci fanno entrare? Allora c'è qualcosa che sfugge, che ci sia una buona volontà da parte anche di qualcuno dell'ATE, di nuovo presidente, sono d'accordo perché li invito, perciò è vero quello che dico, però come dice Secchi non si fa abbastanza. Non si fa abbastanza perché i numeri che abbiamo sono elevati. E i numeri sono importanti. Allora adesso, prima era di moda il gioielleria, adesso è di moda il studentato, perfetto. L'ho detto anche ieri, per carità, tanto di cappello, cosa costa lo studentato? Chi potrà entrare su questo nuovo studentato? Allora anche là faremo ragazzi di serie A e ragazzi di serie B, ma è lo studentato che serve in questo momento, che avevano già le locazioni, o c'era da dare risposte ai diversamente giovani, alle famiglie che vogliono trovare un alloggio? Perché mi sembra che adesso sia di moda il studentato, Treviso studentato, Venezia studentato, e che altri cosa fai? Giulia da Venezia, vai Giulia. Sì, Mirella cara, ciao, buongiorno a tutti, anche i tuoi ospiti che hai là. Allora Mirella, qui si tratta di una questione di umanità, perché buttarli fuori in quelle condizioni è proprio questione di umanità. Se dopo 10 anni non hanno ancora il permesso di soggiorno, allora cosa vuol dire? Come fanno a trovare da lavorare? Perché quei ragazzi che ho inquadrato ho visto che erano delle persone brave e allora Mirella, se andiamo avanti così, poi sai come ci troveremo?
come la mancanza dei medici, Mirella. Dopo andranno a inginocchiarsi davanti a queste persone quando non troveranno più da lavorare. Perché vedi come andiamo? Figli non ne nascono. E allora io volevo dire che hanno ragione questi qua, perché se dopo 10 anni tu non gli hai ancora dato un permesso di soggiorno, non so come dobbiamo fare. Ti ringrazio, Mirella. Grazie a te, Giulia, il buon senso del diversamente giovane, ecco, questo è il buon senso del diversamente giovane che ha passato la guerra, che sa cosa vuol dire la fame, la miseria, perché non la povertà, loro hanno passato la miseria. Secchi, allora cosa dobbiamo fare? Un tavolo, metterci tutti d'accordo, entrare, vedere chi può aiutare, chi non può aiutare? Secondo me oggi abbiamo delle banche dati che sono ormai aggiornate all'odierno, sappiamo di tutto di tutti. Non possiamo far finta di nulla. Basta schiacciare un bottone, vero Secchi? Si tratta di scindere, di fare delle politiche attente ma immediate, per cui vuol dire responsabilità, vuol dire mettersi in luce, e questo è un tema. Io ho saputo di uno strumento che ha adottato il Comune di Venezia, che hanno un braccio operativo che segue tutta la parte degli alloggi di edilizia popolare, e hanno fatto un bando di autoristrutturante, qualcosa del genere si chiama, che poi sono andato un po' a capire cos'era, e sostanzialmente era un bando dove ci sono degli alloggi che hanno bisogno di una ristrutturazione massiva. Ecco che lì deve intervenire l'ufficio tecnico, c'è tutto un procedimento complesso, vuol dire tempo. Mentre degli alloggi che sono stati lasciati liberi perché sono morti i signori, alloggi dove c'erano degli anziani, alloggi peraltro anche dignitosi, perché io li conosco più o meno quasi tutti, essendo di Venezia, che con una minima ristrutturazione, parliamo di 10.000 euro, 15.000 euro massimo, l'alloggio diventa già attivo. Ecco, e ce ne sono parecchi di questi. E parlando con dei funzionari hanno fatto questo bando e secondo me è stato un successo, perché sono riusciti a piazzarli subito dove chi aveva i requisiti, naturalmente sempre comunque con una serie di caratteristiche familiari, tu entri, devi farti una ristrutturazione che ha un valore molto minimale, però entri nel giro di 90 giorni. E da come ho capito è stata una cosa che ha avuto un successo. Perché... La fermo un secondo, Secchi, perché abbiamo proprio Lucio da Mestre. Vai Lucio! Sì, buongiorno. Buongiorno. No, parliamo sempre di umanità e sì, giustamente, ma bisogna che porsi un'altra domanda, nel senso, ma gli italiani che sono in difficoltà, vedo sempre parlare di queste giustamente persone che vengono qua tra l'altro da 10 anni e su 10 anni vanno fuori in un parcheggio, voglio dire. Punto 1. Punto 2, visto che tocchiamo l'umanità, ma perché tutte quelle persone, tipo la signora di adesso o l'avvocato, la signora bionda, non ricordo i nomi, chiedo scusa, non dicono, danno l'esempio, ragazzi, intanto venite qui da me, 2 o 3 da me, 2 o 3 dal mio amico, 2 o 3, provino ad aiutarli così un attimino. E tra l'altro mi sembra che quelli che sono già un po' integrati, che sti qua comunque non vogliono integrarsi, perché poi vediamo anche quel discorso di via giustizia a Mestre, vogliono i loro spazi, se devono fare le loro cose le fanno da sole, le donne appunto in piscina devono andare da sole, cioè l'umanità fino a un certo punto, nel senso se mi vado a pronto soccorso stavo 8 ore dentro, arriva uno di questi bim bum boh, a posto, li cura e li manda a casa, cioè voglio dire, secondo me bisogna anche un po' cominciare a fare un po' di selezione, nel senso, intanto questa gente qua bisognerebbe fermarla prima e fare dei filtri, che ci ritroviamo qua, 30 di qua, 40 di là e 30 dall'altra parte. Secondo me dovrebbe un po' cominciare un po' a fare un po' di selezione, adesso di qua li hanno presi, boh, dove lavori, dove vivi, cosa fai, cosa non fai. 10 anni che vivo per i parcheggi, e va bene così. Che mi dare un lavoro, che mi dare una casa, che mi dare che cosa. Che tra l'altro lavoro calma, bisogna formarli, corsi, dopo titolare di impresa deve dare i vestiti d'estate, i vestiti d'inverno, buono mensa, bagno donne, bagno uomini, cioè bagno donne, cioè voglio dire, è tutto facile dire. Provi uno magari appisce una partita IVA e assumerne 2 o 3 e dopo vediamo come va a finire, perché io conosco persone che hanno assunto ragazzi così. Purtroppo c'è da dire, cercano lavoro, ma dopo
tanti non sono affidabili perché poi se ne tornano al loro paese. Secondo me sì, umanità fino a un certo punto, mi sono sincero, più di tanto sta gente qua non mi fa peccato, perché da 13 anni sono andato a lavorare, che ne ho 62 e lavoro ancora. Per cui voglio dire, se uno non sta 10 anni in giro per l'Italia perché non ha il permesso del soggiorno, si trova da fare qualcos'altro, o torna sul paese. L'altro vuol morire qua non sta bene, cazzo, torna a casa tua, se fate sta mai, perché te la occuparne? O no? Grazie Lucio, abbiamo sentito grazie Lucio le riflessioni che ha fatto Lucio, noi dobbiamo ascoltare tutto. Hai detto anche una cosa importante però, io ho lavorato a 13 anni, prova tu a assumere un ragazzo adesso a 13 anni se riesci, prova a assumerlo, prova a vedere cosa bisogna fare, che faccia un imprenditore per assumere una persona, perché una volta, sempre una volta, ma adesso le cose sono cambiate, le regole sono cambiate. E di sicuro tu non hai aspettato 10 anni per trovare un lavoro, ma nessuno ti assume se non hai un determinato requisito, un documento. Secchi, allora terminiamo e rispondiamo anche al nostro Lucio da Mestre, giustamente anche Lucio ha fatto lui dice io la vedo così. No, Lucio ha fatto delle riflessioni secondo me meritevoli di attenzione perché ha fatto un po' una scissione di quello che è il panorama attuale delle persone, per cui bisogna effettivamente monitorarle, capire chi sono, bisogna fare un'anagrafica di ogni singola persona. Come potevamo essere noi anagrafati quando siamo nati nei nostri anni, se no non saremmo qui. Per quanto concerne poi il discorso del mondo del lavoro, oggi assume una persona, a 13 anni nessuno lavora, per cui già è cambiata la società, c'è un'evoluzione anche scolastica, però oggi ci sono strumenti attuali dove puoi iniziare un percorso formativo. Ci sono le scuole professionali che hanno una maggioranza di persone, io collaboro con i salesiani e vedo che ho parecchie persone che arrivano in azienda da me, già iniziano a 16 anni, per cui oggi ci sono strumenti che tutelano il lavoratore, per cui abbiamo tutto oggi, non manca nulla. Il punto è che in mezzo alla massa c'è la persona guasta, ma questo fa parte della società, non è, cioè, diceva bene prima Rizzello, qua dobbiamo tornare indietro di 20 anni, quando sono arrivati tutti, c'è il bello e il brutto. Ma questo è un prezzo che anche noi quando siamo andati all'estero abbiamo portato anche le mafie, cioè non è che siamo tutti bravi, ecco, ci sono ancora. La politica oggi deve conoscere la storia, se conosce la storia la aggiorna ai tempi moderni e da questo comincia a fare una politica integrativa e anche decisionista. No, ma quello che io dico, Secchi, è che abbiamo bisogno di forza lavoro, dove la andiamo a trovare? Assolutamente. Nelle RSA abbiamo tutti stranieri che aiutano queste... Apprezzo molto che anche è stato attenzionato il problema sociale dal nuovo governatore, vuol dire che un qualcosa si sta muovendo. Adesso è un argomento molto lungo da parlare, per cui io lo abbozzo un attimo, perché c'è una valanga di persone anziane che avranno bisogno di assistenza, non c'è la famiglia che era dei nonni nostri, dove si teneva l'anziano in casa, per cui c'è un mutamento sociale che va rivisto, va aggiornato ed è già aggiornato e va un attimo, secondo me, con grande coraggio affrontato e assumendosi delle responsabilità. E la parola è cambiamento culturale da parte di tutti, non c'è niente da fare, perché sennò non ne andiamo fuori. Aspetti Secchi, perché abbiamo un'altra telefonata, Lorenza da Mestre. Vai Lorenza. Buongiorno Mirella. Buongiorno. Innanzitutto buongiorno anche ai suoi ospiti. Prego. Ecco, volevo ricollegarmi al signore che aveva fatto l'intervento sull'integrazione, eccetera. Guardi, io ieri ho avuto un aneddoto vicino a casa mia e sto in una zona che era una signora zona, ci sono gli asili, le scuole, eccetera. E questa mia amica che sta sopra di me si è accorto questi 3 ragazzi del Nord Africa che stavano preparando le dosi nel parco dove vanno i bambini piccoli. Anche io, essendo un po' più giovane, ho chiamato gli organi competenti, la polizia, che vengono a vedere, perché sono sempre gli stessi. Si spostano in un posto e poi non vanno in un altro. Ma quello che mi ha rattristato è che sono stata mezz'ora di piantone e non sono arrivato nessuno. Sono rimasta così male, perché dicono sì che dobbiamo stare molto accorti, che dobbiamo essere, fare anche squadre, eccetera. Ma se io chiamo, mi sbattono da una telefonata all'altra,
poi parlo con quelli della municipalità che mi hanno passato. Signora, non sappiamo come fare, cioè io non lo so, questi bimbi quando escono dall'asilo, che è a ridosso del condominio dove abitiamo noi, e vanno i ragazzi in questi 4 giochi che sono stati messi in croce su questo giardino comunale, Mirella, dico la verità, dove hanno messo le dosi, facevano spazio e poi sono partiti perché mi sono passati davanti, io ho dovuto far finta di niente, chiaramente, e sono andati per conto loro con queste borse piene di cose. Mi dica lei, Mirella, sono veramente demoralizzata. Ma ti credo, Lorenza, ma hai ragione, hai fatto bene anche a denunciarlo. Allora Rizzello, il cittadino fa il suo dovere, anzi si preoccupa e poi non esce nessuno, ma le forze dell'ordine sono scarse. Però Rizzello, io è da un po' di tempo che dico, ma la protezione civile dov'è? Cioè, cominciamo anche a capire cosa vuol dire protezione civile e come può aiutare la protezione civile, perché non è che dobbiamo vederla solo alle sagre o quando si inondano, sono le inondazioni. Cioè, non è che forse, visto che gli organici che abbiamo nelle forze dell'ordine sono scarsi, perché questa è la verità, forse anche il mondo del volontariato può aiutare, perché c'è una protezione civile che fa volontariato e un'altra protezione, anche qua dovete fare chiarezza, perché sembra che tutto sia volontariato, che non sia così, che non è così, ve lo dice Mirella. Allora vogliamo forse capire che abbiamo bisogno di trasparenza e capire chi fa cosa e chi può aiutare e chi no, questo mondo che sta andando a rotoli, tutti giù per terra, come il libro che ho presentato l'altro giorno. Rizzello. Allora, piccola chiarezza, allora, la protezione civile non si può neanche più tirare. Se guardate, vedete delle casacchine gialle, ma non è protezione civile, cioè nelle sagre non si può utilizzare, a meno che non venga attivata dall'unità di crisi, che può essere regionale o ministeriale. Ascoltate bene, Ok, quindi la protezione civile, quella è ministeriale, cioè deve essere attivata per un evento, una tromba d'aria, un incendio, qualsiasi motivo che viene attivata la protezione civile. Non può uscire la protezione civile per andare a fare la sagra, a meno che, ripeto, non ci sia un ordine particolare. Ben chiaro. E questo non so così. I volontari. Ma ora qui a cosa siete scritto protezione civile? Dove? Se sagre. C'è sarei che verrà attivata per motivi di sicurezza. È ora, per motivi di sicurezza, però la protezione civile, perfetto. ad esempio io parlo per quanto riguarda il comune di San Donà di Piave, sì, ma perché la norma dice questo, la protezione civile viene attivata per motivi X. Se ipotesi è su una sagra perché deve fare il controllo di una strada pericolosa ed è stata attivata, allora questo è un altro discorso. Ma se non è attivata la protezione civile non può uscire, investe con protezione civile. Uno si può mettere la casacchina della sagra e può fare... Adesso diciamo scusa Vara che non te gada sta qua. No, insomma, adesso non so, magari sono attivati. No, è meglio fare chiarezza. Magari sono attivati, ok. Invece per tutto quanto riguarda i volontari però bisogna sempre stare attenti, perché il volontario che va magari nel parco e si trova in situazioni come diceva adesso la signora, che purtroppo sono a Mestre in particolar modo ben sentita, mi dispiace molto questa cosa, rischia magari di trovarci qualcuno che può fargli del male, e poi queste persone, i volontari, non sono abituati o non sono formati. No, fermo Rizzello. Non sono formati. Fermo Rizzello. Per fare questo, da fare prevenzione. Allora, io non dico di impiegare la protezione civile quando c'è il reato, io dico prima, certo. Nel parco al mattino metto la protezione civile, che mi guardano i bambini, perché è un pericolo, è sicurezza pubblica, il bambino è sicuro e anche l'anziano. E ora se io prevengo e metto prima, lo spacciatore non arriva. Certo, io invece che la protezione civile, che è abituata a fare una cosa, fosse per me, io utilizzerei più i nostri militari. Cioè è importante che usiamo qualcosa, Rizzello, perché sennò... Questa bisogna fare, però purtroppo anche le forze dell'ordine, adesso mi dispiace chiaramente che la signora ha chiamato e non ha risposto nessuno. Si sia trovata in questa situazione. Posso garantire che le forze dell'ordine fanno il loro lavoro, cercano di essere più presenti possibile. Poi magari nello stesso momento hanno 7 interventi da fare e magari in quel momento non sono arrivati. Sono proprio, l'organico non c'è. E quindi lo capisco però la signora che chiama e non trova nessuno ed rimane veramente Senti, come male. Aggiungiamo? Corriamo perché sennò non ce la faccio. Allora,
in ogni insediamento urbano, prendiamo Mestre, adesso partiranno i lavori della stazione di Mestre, per cui i prossimi 5 anni saranno movimentati da cantiere. Cosa vuol dire? Che magari tutte quelle persone che delinquono cambiano area. 2. La gente si sposta. Sì. Si sposta da una via. Chiudi di là, vado da un'altra assolutamente, parte. da un quartiere all'altro. Se è vero che abbiamo la mappatura di quante persone potenzialmente delinquono o spacciano, tu di fatto devi fare attività preventiva. Qual è l'attività preventiva? Non puoi certo mandare persone che non hanno un'autorità pubblica contro queste persone, perché c'è anche un rischio, come diceva prima Rizzello, però forse un'attività come il nonno che aiuta i bambini a attraversare la strada, magari può esserci delle nuove forze lavoro che non sono pubblici ufficiali, ma sono persone magari dotati di... nonni vigili. Bravi, qualche cosa che può presidiare il parco, piuttosto che determinate vie, che magari possono avere anche dei costi diversi rispetto a una forza armata, ma che sono in diretto contatto con la forza dell'ordine. Cosa vuol dire? Che loro possono... io lo chiamo l'occhio vigile. Adesso ci sono delle telecamere, probabilmente potenzieranno le telecamere, ma qualcosa bisogna arrivare a prevenire, cioè arrivare al punto di evitare lo spaccio. Ma le persone comunque si spostano. Male che vada, cambiano quartiere, cambiano città, comunque sono mappate le persone, perché alla fine insomma, sono quelle che girano. Esatto. Dicevamo all'inizio della trasmissione, abbiamo tutta una serie di persone di varie fasce d'età, di estrazione, il loro passato, lo sappiamo, e molte persone servono di integrazione perché sono la nuova forza lavoro, e altre purtroppo continueranno a fare questo. Dobbiamo solo cercare di farglielo fare il meno possibile, rendergli la vita difficile. E chi sbaglia, appunto, chi sbaglia dobbiamo trovare la soluzione, perché sennò non ne veniamo fuori, non possono essere arrestati dopo 5 minuti, sono già liberi. Questo è un tema però quella politica deve risolvere, e prima o dopo lo deve risolvere. Assolutamente. Il coraggio di fare e assumendosi responsabilità. Allora andiamo a vedere Confapi 2026, poi commentiamo. Questo inizio 2026 può essere definito con una battuta: anno nuovo ma problemi vecchi. L'anno sarà anche quello nuovo, ma si apre, secondo Confapi Venezia, con la prospettiva che le difficoltà affrontate quotidianamente da un'impresa per far quadrare il bilancio continuino a rimanere sempre le stesse. Nel territorio dell'area metropolitana di Venezia i nostri associati continuano a segnalare un peso delle tasse importanti, un costo del lavoro che incide fortemente sui prodotti finiti e soprattutto costi energetici che non accennano a diminuire. In Veneto ci sono segnali di difficoltà economiche che, se ignorati, possono peggiorare fino a risultare evidenti quando si tirano le somme a livello nazionale. Se a livello regionale lo sviluppo del nostro paese nel 2025 è stato trainato dal Veneto, per il 2026 le previsioni ci dicono che la nuova locomotiva d'Italia sarà l'Emilia-Romagna. Questo è un dato che deve, a nostro parere, far riflettere Palazzo Balbi per la futura pianificazione industriale. L'assenza di pianificazione, della capacità di progettare a lungo termine, rimane però un altro problema storico della nostra politica, anche a livello nazionale, ed è ciò che Confapi contesta alla legge di bilancio 2026. Sul fronte energetico, ad esempio, se in Italia la bolletta è il triplo che in Francia e quasi il doppio della Spagna, intere filiere produttive non potranno che essere penalizzate da un divario di costi semplicemente enorme. Secondo Confapi Venezia, con fondi nazionali e modalità meno burocratiche, il governo potrebbe invece favorire la diffusione di soluzioni digitali ed energeticamente efficienti. C'è poi la carenza di personale, tanto in ambito industriale e manufatturiero, quanto nelle aziende di servizi. 1 su 2, il 50%, non trova i profili che cerca, soprattutto quando parliamo di personale specializzato. Su questo, come Confapi Venezia, stiamo cercando di dare risposte concrete, attivando collaborazioni con gli istituti professionali e tecnici del territorio. Allora, molto chiaro, si parla molto di prevenzione, si parla anche della nuova locomotiva Emilia-Romagna. Da dove che parte la locomotiva non me ne può fregare di meno. L'importante è che parte la locomotiva, Rizzello, che parte dal Veneto, dall'Emilia-Romagna, a parte che parte sempre dall'alto, devo dire la verità, la locomotiva, e il sud si sta spostando molto da noi perché ha capito che qua c'è il benessere ancora, e qua arrivano i soldi, però bisogna vedere come vengono impiegati questi
questi soldi per aiutare, per fare anche prevenzione, perché è dall'inizio che parliamo che bisogna fare prevenzione con dei sistemi che possiamo farli subito. Il problema è se c'è la volontà politica di mettere in atto queste cose, Rizzello. Ma io penso che la volontà politica ci sia sicuramente, penso anche che proprio pochi giorni fa, mi sembra anche da parte della Regione Veneto, sento dichiarazioni, insomma, ecco, in merito a questo. Bisogna lavorare. Allora, purtroppo il Veneto è una grande regione che se c'è il benessere nel senso è buono, è perché tantissimi imprenditori hanno lavorato, i veneti hanno lavorato, si sono sempre stati da fare e hanno portato una certa ricchezza, come l'ha fatto anche l'Emilia Romagna, come lo faceva anche la Lombardia. Sono gente che noi siamo abituati a alzarsi e andare a lavorare al mattino. Okay? La prevenzione è importantissima, sicuramente la politica sta facendo la sua parte, però l'importante è fare la prevenzione sana, non una prevenzione burocratica. Perché, se no non vai da nessuna parte. No, perché se no diventiamo... Cioè, a me, quando faccio i corsi di sicurezza, certe cose io le ho fatte anch'io come lavoratore, ok? Alcune cose ritengo, bene, ottimo, ho imparato una cosa, altre cose dico, se poteva andare avanti e fare cose un po' più importanti, secondo me. No, perché abbiamo il paese ingessato, E invece bisogna fare, la prevenzione va fatta in maniera sana e giusta e poi poter lavorare, dare la possibilità e spazio di lavorare. Secchi, come concludiamo? Guardi, secondo me le aziende oggi, più che avere incentivi, che sono stanche di questi incentivi, hanno bisogno che il costo del personale diminuisca. Non è ammesso oggi nel 2026 che abbiamo salari, stipendi che partono da 1.200, 1.400, 1.600, 1.700, quando non si può mantenere una famiglia. La domanda è, abbiamo fatto due conti, cosa vuol dire oggi mantenere una famiglia? Come possiamo dare 1.600 euro a una persona? Entriamo nel concreto. È inutile che tu mi dai a me azienda un sistema per ridurre o un incentivo, non ho bisogno di incentivi, io ho bisogno che se devo mettere in mano al personale 2.500 euro al mese netti, lei dirà è tantissimo. Ha fatto i conti, gestire una famiglia oggi, gestire un mutuo, di cosa parliamo? Lasciamo stare questi ultimi mesi, la guerra ha creato una situazione di interessi finanziari, chiamiamola che possa essere un momento, speriamo che ritorni a una normalità, speriamo. Detto ciò, io devo essere in grado che per dare al mio personale, a seconda del suo livello del suo livello lavorativo, un idoneo stipendio e che non debba essere tassato se voglio dare 500 euro di incentivo in più, da dover metterne 1.000 in busta per dargliene 500. Questa è una cosa che non sta in piedi, non sta in piedi, non è corretta e non è rispettosa. Ma sono anni che lo dite, che lo dicono. Lo diciamo sempre noi, ma non vediamo risultati. E con queste parole io ringrazio veramente i miei ospiti, ringrazio veramente Massimiliano Rizzello, Presidente Consiglio Comunale di San Donà, Fratelli d'Italia, grazie anche a Corrado Secchi, Vicepresidente Confapi di Venezia, perché veramente anche questa settimana abbiamo sentito non solo pillole di saggezza, pillole di prevenzione, però bisogna agire, perché ormai progetti, parole, di tutto e di più, schiacci un bottone e tutto, per cortesia politica agite, perché ne abbiamo veramente, no dovere, il diritto. Grazie, pubblicità. Grazie. L'hanno arrestato mentre si stava allontanando in taxi dopo aver appena messo a segno una truffa ai danni di 2 anziani coniugi in via Monterumici a Treviso. È finito male per un 25enne campano, l'ennesimo caso di raggiro messo a segno stavolta con la tecnica del finto poliziotto. La dinamica è quella già più volte sperimentata dai truffatori. Le vittime, in questo caso marito e moglie di 85 e 90 anni, hanno ricevuto a casa la telefonata di un sedicente vicequestore che li informa del fatto che la loro auto
auto è stata utilizzata per commettere un furto in una nota gioielleria di Mestre. Per questo dovevano collaborare con la polizia, mettendo a disposizione tutti i soldi ed i gioielli che avevano in casa. Monili e denaro sarebbero poi stati ritirati da un delegato per un controllo. Messi in soggezione dal finto vicequestore, gli anziani hanno eseguito gli ordini e poco dopo, puntuale, alla loro porta si è presentato un uomo che in pochi attimi ha arraffato soldi e oro disposti come richiesto sul tavolo del soggiorno, per poi darsi precipitosamente alla fuga. Fortuna vuole che una volta uscito dall'abitazione dei coniugi, mentre attendeva di salire su un taxi, il 25enne con atteggiamento sospetto sia stato notato da un passante che ha subito chiamato il 113. Immediatamente i poliziotti, quelli veri, si sono precipitati in via Monterumici, dove hanno bloccato praticamente in flagranza il truffatore. Aveva nascosto 900 euro in contanti e diversi monili d'oro, successivamente riconosciuti come propri dai due anziani. Il 25enne è stato arrestato e portato in carcere, la refurtiva restituita alle vittime. Il giovane è stato anche denunciato per falso materiale, poiché trovato in possesso di una carta d'identità elettronica con microchip a braso. Anche in questo caso si tratta di un truffatore di origine campana, a conferma delle ipotesi investigative dell'ultimo periodo, che portano a pensare come quella delle truffe sia l'ultima frontiera della camorra, una fonte di reddito redditizia e meno rischiosa rispetto ad altri crimini. E anche questa mattina faremo lezioni di sicurezza. Ringrazio il comandante, il dottor Claudio Malamazze, comandante della Polizia Locale di Conegliano, per essere con noi, perché prevenzione vuol dire veramente sicurezza. Allora, comandante, cosa ci raccontano? Qui ogni giorno ce ne sentiamo una, questi fragili non riescono a difendersi, non sanno adoperare gli strumenti, ecco, rispondono a telefono a delle richieste inaudite. Ecco, forse bisognerà andare a fare un censimento, andarli a trovare casa per casa e lasciare magari questo libro che abbiamo veramente anche, ecco, lo faccio vedere, cercato per aiutare queste famiglie, che i sindaci hanno molto apprezzato, perché ci sono veramente come comportarsi in caso di sconosciuti che arrivano a casa. Comandante, cosa ci racconta? Prego. Buongiorno a tutti intanto e grazie sempre per l'ospitalità. Sicuramente la frontiera delle truffe oggi più che mai si rivela importante, perché naturalmente questi soggetti si adeguano un po' a quella che è l'evoluzione sociale nel nostro paese. Quindi, a parte questo tipo di truffe, sono soprattutto diffuse quelle telematiche, che è veramente difficile riuscire a monitorare a 360 gradi. Quindi l'appello che noi facciamo un po' a tutti i cittadini, quindi, ma non soltanto agli anziani, perché proprio per le truffe telematiche abbiamo visto che chiunque può finire nella rete di questi malfattori, è quello di diffidare. Ecco, diffidare sempre, e quando si ha qualche dubbio chiamare le forze dell'ordine. Per fortuna, insomma, nei territori che gestiamo le persone ci stanno ascoltando, quindi arrivano spesso delle telefonate, perché magari hanno ricevuto un messaggio WhatsApp piuttosto che una telefonata, dove ci chiedono dei riscontri, mandandoci magari anche delle mail, perché addirittura vengono carpite anche gli indirizzi mail per poi apparire come dei messaggi che arrivano da un'istituzione. E quindi noi facciamo un controllo velocissimo e da là, insomma, mettiamo in guardia le persone, dicendo di non dare ascolto, insomma, a questi soggetti. Comandante, cos'è che la preoccupa di più in questo momento? Lei è stato molto chiaro, ha detto non solo i diversamente giovani, come li chiama Mirella, ma tutti quanti possono essere soggetti, ecco, a queste esche. Ma l'importante è che qualcuno faccia qualcosa. Io mi chiedo, la privacy dove è finita? Queste persone che ti arrivano in casa tramite questi social, questi strumenti, è una cosa inaudita. Ecco, il presidente Stefano ha detto vietare a questa proposta i social ai 14 anni. Io direi di vietare di usare la privacy delle persone, perché ormai non ne possiamo veramente più. Ecco, io vedo delle volte, quando apro il portafoglio anche al supermercato, sono strapieni di tessere, e con queste tessere vuol dire che i tuoi dati li hai dati a tante persone, chissà dove sono andate a finire. Cosa ne pensa, comandante?
Sì, ma non soltanto le tessere, quindi che è un qualcosa di fisico. Oggi usiamo tantissimo lo smartphone dove abbiamo tantissime app, delle più svariate. Quindi magari non tutti sanno che attraverso l'app, che spesso sono gratuite, dietro quest'app le aziende fanno una ricerca, oltre a una profilazione di quelle che sono le nostre abitudini, ma anche una ricerca tra virgolette fraudolenta, quindi è difficile anche da riuscire anche a monitorarla e scovarla soprattutto, dove vanno a scaricare persino la rubrica telefonica che abbiamo, quindi i nostri contatti, i nostri indirizzi mail, quindi quello che noi compriamo per esempio online con il commercio elettronico, e quindi vanno a capire anche quelle che sono le nostre capacità di spesa e da lì dopo insomma questi dati non si sa dove vanno a finire. Quindi diciamo che la parte più vulnerabile è proprio questa e non a caso il garante della privacy, ma anche la polizia postale o la Guardia di Finanza, che sono molto hanno dei nuclei specifici per questo tipo di attività, hanno multato per milioni di euro i principali detentori di piattaforme social, di cui non faccio il nome, ma che comunque insomma sono ben note in tutto il mondo. Quindi è veramente difficile. L'unica cosa, noi, mi dispiace dirlo, però purtroppo quello che è virtuale sfugge, quindi non riusciamo a controllarlo, e quindi l'unica cosa che può essere utile è la consapevolezza della cittadinanza, quindi delle persone, consapevolezza nell'utilizzo di questa strumentazione. Cioè dobbiamo sviluppare una coscienza positiva e quindi non fidarci soprattutto di quello che ci propinano sui social, specialmente oggi con l'intelligenza artificiale che si fa apparire per reale tutto quello che non è reale, e quindi agire veramente ognuno di noi cum grano salis, come si dice, perché siamo diventati un po' dei creduloni, ecco. Quindi forse le mode di questi social ci portano anche a questo, e quindi c'è una manipolazione, e la manipolazione non è soltanto, come diceva lei, sulle persone diversamente giovani, ma anche professionisti. Insomma, noi abbiamo avuto casi anche di persone, di medici, di avvocati, insomma, che sono stati truffati. Allora andiamo a vedere cosa succede. Allora, come arriva questo SMS? Da una banca falsa o da un istituto di credito falso? Cosa comunica? Siamo alla pagina 12. Scopo del truffatore. Allora, ci segnala che abbiamo autorizzato un pagamento e ci chiedono di contattare il numero lì indicato nel caso lo volessimo bloccare. Attenzione. Scopo del truffatore. Al telefono ci chiederà di fornire i nostri dati per confermare la nostra identità e con quelli entrerà nel nostro conto. Ci arriveranno dei codici via SMS che servirebbero per confermare che siamo noi, ma in realtà permettono al truffatore di fare i bonifici. Cosa non fare? Non chiamare quel numero e neanche il mittente dell'SMS. Cosa fare invece? Se proprio vogliamo tranquillizzarci, chiamiamo noi con i numeri che abbiamo in rubrica, la nostra banca, per avere comunque conferma che si tratta di una truffa, e poi eliminare il messaggio. Comandante, tanto semplice, ma se arriva il sabato o la domenica la banca è chiusa, oppure di sera, io cosa faccio? Comandante? Ecco, semplicemente il consiglio che do è quello di chiamare le forze dell'ordine. Adesso di questi messaggi ne stanno arrivando tanti sotto le mentite spoglie del PagoPA. Sappiamo che il PagoPA è una piattaforma dove si possono fare i pagamenti online nella pubblica amministrazione, quindi dalle sanzioni al codice della strada ai vari bollettini per pagare magari dei servizi a domanda individuale, insomma, e quant'altro. Ecco, arrivano questi bollettini PagoPA alla gente, che naturalmente hanno il logo anche di PagoPA, che sono completamente falsi.
Poi qualcuno appunto ha il dubbio perché specialmente sulle sanzioni la scorsa settimana ne sono arrivate 3-4 che appunto ci hanno chiesto ma io con la mia macchina non sono mai stato in questa località, non ricordo di aver preso una sanzione, come posso fare per verificare? Ho detto semplicemente mandateci questa avvisatura di pagamento che andiamo a controllarla e insomma in pochi minuti si riesce a capire che è tutto falso e quindi abbiamo detto al cittadino lascia perdere, cancella il messaggio e non dare seguito. Ma addirittura questo per ritornare al discorso della manipolazione, il cittadino nonostante questo dice ma comandante ma è sicuro che poi non devo pagare di più, quindi che mi arriva una multa doppia eccetera, quindi ecco che agiscono proprio su questa sensibilità, cioè dicono se vuoi risolvere con pochi soldi perché poi si raddoppia, si triplica, ci sono gli interessi che sono il 10% ogni 6 mesi che è una realtà per quanto riguarda la cartella esattoriale, ti conviene pagare subito la cifra per chiudere il procedimento. Ecco, quindi facciamo alcune volte fatica anche a rassicurare le persone che sono vittime di un tentativo di truffa. Allora andiamo a vedere anche questa truffa a Cordignano. Ribadisco, noi non chiediamo assolutamente denaro, non chiediamo cauzioni, nel nostro sistema penale, nel nostro sistema giuridico non è prevista la cauzione, quindi qualora dovessero arrivare telefonate di questo genere vuol dire che sono telefonate fasulle, quindi assolutamente non ottemperare a quello che viene chiesto e avvisare subito il 112. Meglio ripeterlo una volta in più, anche perché la truffa del finto carabiniere si fa sempre più subdola e tecnologicamente avanzata, come è avvenuto a Cordignano, dove è stata clonata anche la linea telefonica della stazione dell'arma locale con un alert diffuso sui social ufficiali dal sindaco della vicina Sarmede, Larry Pizzol. Tante le segnalazioni dal territorio vittoriese ma soprattutto pordenonese, in particolare Sacile, da capire ma è molto probabile se ci sia un collegamento. Gli stessi carabinieri di Pordenone hanno contato 19 episodi complessivi in poco meno di 3 ore, 18 andati a vuoto, uno a segno con una 91enne che ha consegnato ori e gioielli a un uomo che si è presentato alla sua porta dopo essere stato annunciato al telefono proprio da un sedicente carabiniere. Sullo sfondo una finta rapina in gioielleria con un'auto riconducibile alla famiglia della vittima, tutto ovviamente fake. Resta il fatto che nel mirino ci sono spesso anziane sole e che le stesse linee telefoniche delle istituzioni possono essere violate. È una corsa contro il tempo, guardi, ogni giorno noi cerchiamo di trovare le contromisure per porre un limite a questo fenomeno. In questo caso stiamo valutando di interessare le varie società che gestiscono questi slot di numeri per inserire questi numeri in una sorta di blacklist che bloccherebbe l'impulso che chiede di utilizzare quel numero, quindi quando l'impulso non è certificato, a quel punto quel numero non può essere utilizzato da chiunque. Si stava tentando una vendita, tra virgolette, di un contratto di un'agenzia di energia elettrica, però dietro tutto questo si celava una truffa. Quindi un vicino di casa di queste signore anziane ha prontamente chiamato il comando perché ha visto che queste persone si intrattenevano all'interno dell'abitazione, quindi è arrivata immediatamente la pattuglia sul posto, ha prelevato questi soggetti e sono stati accompagnati poi in comando per gli accertamenti di rito. In questo caso, verificatosi nel Coneglianese, il tentativo di truffa ai danni di 2 anziane sorelle messo a segno da sedicenti venditori di contratti dell'energia è stato sventato grazie all'intervento del vicino di casa che, insospettito, ha avvisato la polizia locale. In altri casi, purtroppo, i malintenzionati sono riusciti a portare a termine la truffa e con l'arrivo dell'estate e delle ferie gli episodi sono ancora più frequenti e, come sempre, a farne le spese sono soprattutto le persone più fragili come gli anziani. Di qui l'appello delle forze dell'ordine a prestare la massima attenzione. I consigli sono quelli più volte ribaditi: non fare mai entrare in casa sconosciuti, diffidare sempre da chi suona il campanello o telefona chiedendo denaro o dati sensibili o dando notizie allarmanti su fatti accaduti ai propri cari. Il consiglio è di verificare sempre facendo una telefonata alle forze dell'ordine. Quello che suggeriamo è sempre quello di chiamare le forze dell'ordine, in quanto
anche dal tipo di segnalazione che fanno di capire se effettivamente si tratta di una truffa o meno, e sicuramente se così è manderemo una pattuglia anche sul posto per cercare di intercettare queste persone. Abbiamo Giusy da Treviso, vai Giusy. Ciao Mirella, buongiorno al comandante. Mirella, asmi che dica anche al comandante quello che io ho sempre detto a ogni vigile che sei venuto. Allora comandante, io sono di Roncade e il comune è a Roncade. A San Cipriano, che è il paese vicino, sui cartelli è scritto San Cipriano, comune di Roncade. Ma dovrebbe essere scritto frazione di Roncade, o no? Tutti i cartelli sono così dei paesi. Ha capito, ha capito comandante? O non mi sono spiegata? Sì, ho capito. Allora, diciamo che i cartelli di località, adesso io non conosco la frazione in cui abita lei, quindi com'è disciplinata, però sicuramente il comune nella sua toponomastica e nella suddivisione dei quartieri, quindi che ha istituito i quartieri, ha il potere appunto anche oltre che disciplinare, insomma, di dare le indicazioni corrette. Quindi adesso io non riesco, non avendo gli atti a portata di mano, a capire quale sia la denominazione corretta, però in genere si può mettere anche il nome della frazione e poi sotto si scrive comune di Roncade, quindi anche questo potrebbe essere corretto se la frazione è comunque censita. Molto chiaro, grazie comandante. Quello che volevo chiedere, sta arrivando la primavera, si aprono le finestre, le porte, io anche questa mattina ho visto molte case spalancate, ecco, cos'è che la preoccupa di più e cosa vuole dire? Perché dobbiamo stare attenti, perché non c'è solo l'orario ormai che i furti vengono fatti o ti entrano in casa la sera, quindi arrivano anche alla mattina, alle 9, alle 10, prego comandante. Ecco, questo è un periodo attenzionato perché ci sono delle carovane di nomadi che diciamo, si spostano e questo è il periodo dove, perdonatemi la parola, però io parlo sempre di transumanza, perché si spostano dal sud Italia, quindi vengono verso il nord e non fanno altro che girare un po' tutte le località, specialmente nel Veneto, ma poi insomma confrontandomi con colleghi anche di altre regioni, stessa cosa succede in Emilia Romagna, in Lombardia, piuttosto che in Friuli e così via. E proprio durante il giorno, quando approfittano che le persone o sono al lavoro oppure magari non so, la persona che è uscita per fare la spesa al supermercato e quindi dice vado via soltanto mezz'oretta, quindi compro il pane e qualcos'altro, quindi non usa gli accorgimenti di sicurezza, vale a dire chiudo le finestre, chiudo il portone e soprattutto quando chiudo il portone, anche se blindato, noi lo diciamo sempre, fate almeno una mandata di chiave, quindi girate questa benedetta chiave, perché il portone blindato che viene semplicemente chiuso è come una porta del bagno, cioè si riesce ad aprire facilmente, riesco ad aprirla io, insomma, che non sono del mestiere, quindi non sono un professionista del furto, quindi prestare molta attenzione perché proprio approfittano e magari questi soggetti non li riconosciamo perché si pensa al nomade come la persona che veste in una determinata maniera, invece sono persone che si girano normalmente, insomma, tra di noi e quindi vengono poi a introdursi negli appartamenti, specialmente nei condomini, perché l'abitudine è quella appunto magari di suonare facendo finta di essere il postino, qualcuno nel palazzo apre e questi poi percorrono le scale, appoggiano l'orecchio alla porta dell'appartamento per capire se c'è qualcuno e se non sentono rumori cercano di entrare all'interno per sottrarre quello, insomma, che riescono a trovare. Quindi molta attenzione, quindi se usciamo di casa chiudiamo tutto bene, anche se usciamo per pochi minuti.
e chi ha l'allarme magari di inserire anche l'allarme, perché molte volte, specialmente di giorno, le persone escono, hanno l'allarme, però non lo inseriscono, perché tanto a me non capita, sto fuori poco, invece c'è sempre qualcuno che guarda. Cosa dice, comandante? Certo, è importante inserire l'allarme. Io partecipo a molti incontri del controllo del vicinato, dove si sono sviluppati questi gruppi di controllo del vicinato. Una cosa che sempre diciamo è: quando sentite suonare un allarme, può essere un allarme che suona per caso perché magari c'è un malfunzionamento, insomma, o qualche altra anomalia, però non ignoriamolo. Quindi tra virgolette, facciamoci i fatti degli altri, facciamoci i fatti del vicino nel senso buono della parola, cioè andiamo a verificare se veramente si è trattata di un'anomalia, non costa niente. Se poi così è, tanto meglio, e se invece c'è qualcosa di strano segnaliamolo subito, perché le forze dell'ordine almeno possano intervenire dando i dettagli più precisi possibile. Ecco, qualcuno alcune volte si sofferma dicendo la nazionalità di una persona, ma io dico: benedetti Dio, avete chiesto una carta d'identità per sapere se una persona è marocchino, se è albanese, se è italiano, eccetera eccetera? No, e allora datemi la descrizione, perché insomma con la nazionalità non andiamo da nessuna parte. Quindi, ma la descrizione non è tanto della fisionomia quanto degli indumenti che indossano, ecco, è più semplice, quindi ognuno di noi riesce a capire se uno ha delle scarpe da ginnastica di colore bianco, se ha un segno di riconoscimento su una giacca, su un giubbotto, una felpa con una scritta, eccetera eccetera, piuttosto che andare a dire che era di questo paese o dell'altro paese. Ecco, questo è molto importante che ha detto, perché in effetti è quello che veramente molte persone fanno. Guardate com'è vestito, il cappellino, la maglia, la felpa, il giubbino, le scarpe, i pantaloni, la bicicletta se ce l'ha, oppure ecco, cercate di segnalare il più presto possibile anche col telefonino, magari se riuscite a scattare anche una foto, niente di meglio. Comandante, però le truffe sono molte purtroppo. Adesso andiamo a Trieste, 10 truffe finto carabiniere, per fortuna sventate a Gorizia. Andiamo a vedere. Una fitta serie di tentativi di truffa ha colpito ieri il territorio goriziano. 10 episodi registrati in poche ore, tutti ai danni di donne anziane, ma nessuna delle vittime è caduta nel raggiro. I truffatori hanno agito seguendo uno schema consolidato. Un sedicente carabiniere contatta telefonicamente la vittima riferendo di una rapina avvenuta con un'auto dalla targa clonata intestata alla stessa anziana o a un parente. Con il pretesto di scagionare appunto il familiare, viene chiesto di raccogliere gioielli e preziosi presenti in casa, che verrebbero poi ritirati da un finto maresciallo. Il fatto che nessuno dei tentativi sia andato a buon fine evidenzia, secondo i carabinieri, una crescente attenzione da parte dei cittadini verso questo tipo di raggiri, anche grazie alle informazioni diffuse nel tempo attraverso incontri pubblici e canali istituzionali. Nei 10 casi le potenziali vittime si sono subito rivolte al numero unico 112. L'Arma dei Carabinieri goriziana ribadisce l'importanza di adottare alcune semplici misure di prevenzione. In primo luogo, diffidare di telefonate che fanno leva su situazioni di emergenza o su presunti problemi giudiziari riguardanti i familiari, soprattutto quando viene richiesto denaro o consegna di oggetti di valore. In caso di dubbio è sempre opportuno interrompere la comunicazione, contattare direttamente il proprio familiare o un numero ufficiale delle forze dell'ordine. Ecco, comandante, quello che mi spaventa, ecco, nonostante tutti i segnali che cerchiamo di dare, il controllo di vicinato, ecco, ho cercato di fare anche questa rubrica, proprio lezioni di sicurezza, perché ho capito che veramente c'è bisogno sempre di più di informare. Cosa ne pensa, comandante? Sì, l'informazione è importantissima, quindi bisogna sia fare rubriche ma anche andare sul territorio negli incontri pubblici. Ecco, il compito dell'amministrazione è riuscire a portare la gente a questi incontri, perché magari parecchi arrivano, non so, a fine giornata che sono stanchi, hanno avuto una giornataccia piena con il lavoro eccetera, però noi possiamo dare veramente dei consigli utili
soprattutto alcune volte alcune cose magari sono scontate perché dicono ripetiamo sempre le stesse cose, però ripetere fa bene perché li metabolizziamo e quindi ogni qualvolta ci succede qualcosa di anomalo ci ricordiamo quello che ci hanno ripetuto più volte e quindi si accende il campanello di allarme che alcune volte magari ignoriamo perché abbiamo la mente piena di altri pensieri. Senta, comandante, ci spiega un po' come funziona quando voi arrestate un ladro o un finto truffatore, un truffatore? Ecco, come funziona? In quel momento lo arrestate e dopo qual è il proseguo? Allora, intanto bisogna capire la personalità del soggetto, quindi attraverso le banche dati, quindi se ci sono dei precedenti, quindi che tipo di precedenti ha, se un criminale abituale o comunque insomma se quello effettivamente è la sua professione. Quindi questo lo si fa innanzitutto una volta presa la persona accompagnata in comando, viene sottoposta a rilievi fotodattiloscopici e attraverso poi il riscontro delle impronte digitali andiamo a capire intanto se questa persona ha degli alias, cioè in altri posti del territorio d'Italia eccetera ha dato nominativi diversi, però sempre con la medesima impronta, quindi è per questo che è importante sempre prendere le impronte digitali di queste persone. Dopodiché se la fattispecie di reato prevede l'arresto, naturalmente viene posto in camera di sicurezza, viene avvisata l'autorità giudiziaria, la quale poi a questo punto prende in mano la titolarità dell'indagine e dispone di conseguenza. Si possono aprire diversi risvolti, nel senso che per avere una custodia cautelare in carcere bisogna dimostrare sicuramente la pericolosità del soggetto, il pericolo eventualmente di fuga, e altri elementi che sono previsti dal codice di procedura penale. Diciamo che per questo tipo di reati è molto difficile che il magistrato possa accordare una misura cautelare, quindi in genere si conclude con la convalida dell'arresto e dopodiché se c'è un giudizio direttissimo il giorno dopo la persona viene condannata e dopo rimessa in libertà, a meno che non abbia un cumulo di pene, quindi qualcosa da scontare. E questo perché naturalmente questo tipo di reati hanno un carico sanzionatorio che è basso o comunque è considerato dall'ordinamento giuridico non particolarmente il disvalore sociale che c'è non è particolarmente alto da poter aumentare quello che è il carico sanzionatorio e quindi prevedere una misura cautelare. Ma i ragionamenti su questo, su questi fronti sono lunghi e complessi e spesso si trovano a dover fare i conti con l'affollamento anche delle carceri e quindi le politiche della giustizia penitenziaria oltre alle politiche dell'amministrazione della giustizia. Quindi io dico sempre che bisogna riformare prima queste e poi arrivare a una riforma di quello che è l'impianto penalistico, perché le norme, le sanzioni di carattere penale ci sono, però poi si scontrano con quello che è appunto l'amministrazione sia dal punto di vista penitenziario, quindi ripeto l'affollamento delle carceri e soprattutto poi l'amministrazione della giustizia. E quindi la scelta qual è? La scelta è quella di evitare il più possibile di adottare delle misure restrittive, quindi nella peggiore delle ipotesi ci sono gli arresti domiciliari, però poi vengono utilizzate soprattutto altri tipi di misure di natura cautelare o meglio precautelare che non hanno a che fare con la detenzione.
Io veramente la ringrazio, comandante Malamaccia, per essere stato con noi, per aver dato, oltre a queste lezioni di sicurezza, anche pillole di saggezza che dobbiamo mettere tutti in atto e cercare di non essere superficiali. State attenti anche quando uscite, anche se è mattino, se avete l'allarme inseritelo, fate questi accorgimenti che vi ha detto anche il comandante Claudio Malamaccia, che ringrazio sempre per aver partecipato anche a queste lezioni di sicurezza. Grazie veramente, grazie comandante, buon lavoro, grazie ancora e a voi ancora grazie. Adesso andiamo a vedere questo Gnogna Room con l'assegno che è stato dato a questa bellissima creatura che è la nostra Giada. Famiglia Media Nord-Est ti dà questo assegno, è tutto per te, te l'avevo promesso, abbiamo mantenuto la promessa, tu devi andare a cavallo, devi iscriverti dove vuoi, ecco che arriva il sorriso, lo sapevo io, che alla Giada arrivava il sorriso, perché lei ama i cavalli, poi vero Giada, tantissimo, e perciò questo assegno è tutto per te e potrai veramente iscriverti dove vuoi e fare quello che vuoi. Ti piace dei cavalli? Mi piace
cavalcarli e anche accarezzarli, che è bello, cioè è divertente. È un passatempo. Sono dei begli animali? Sì. E non ti fanno paura? E dato che hai gli stessi capelli di questa bambola, te la vogliamo donare. Il dono viene dal cuore e sappiamo che Giada ha attraversato un periodo un po' difficile e quindi vogliamo fare i nostri auguri a Giada che insomma vada a cavallo il più possibile. Grazie perché trovate sempre il modo per far sorridere Giada, questa per me è la cosa più importante. Grazie di tutto. Grazie Mirella, grazie. Grazie a voi. Sei contenta amore? Mi dai un bacio? Ciao.